Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 28 gennaio. Prima di dare un'occhiata ai quotidiani, uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA, che ha aggiornato la sua apertura di adesso con una notizia che riguarda una delle vecchie frequentazioni di Silvio Berlusconi, chiusa un'indagine per droga sulla Dama Bianca. La Dama Bianca era la misteriosa accompagnatrice di Berlusconi in uno dei suoi viaggi all'estero. Guardia di Finanza e Polizia stanno eseguendo misure cautelari, arresti nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione dedita al traffico di droga. L'inchiesta nasce dall'arresto a Fiumicino con 24 kg di cocaina di Federica Gagliardi, la Dama Bianca, nella delegazione per il G8 di Toronto, che era insieme all'allora premier Berlusconi. Indagine degli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia, coordinati dall'antimafia di Napoli, che ha consentito di scoprire un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga, scrive l'ANSA, che aveva base operativa in provincia di Napoli e ramificazioni in Italia, Spagna, Olanda, Sud America. L'inchiesta parte il 13 marzo scorso, quando all'aeroporto di Fiumicino Federica Gagliardi è bloccata all'arrivo da Caracas con 24 kg di cocaina nascosti in uno zainetto e in un trolley. La donna fu soprannominata Dama Bianca quando a giugno del 2010 fu vista scendere dal volo di Stato che portava il premier Berlusconi e il suo staff a Toronto per il G8 in Canada. In molti si chiesero che ruolo ricoprisse nella delegazione italiana quella donna completamente vestita di bianco, che era presente anche alla visita del presidente Berlusconi a Panama in quello stesso anno, e anche in quell'occasione era in bianco. Alla fine la Gagliardi risultò essere responsabile della segreteria del segretario della regione Lazio, allora governata da Renata Polverini. Per giustificare la sua presenza al summit in Canada fu spiegato che la Dama Bianca, che aveva fatto parte del comitato elettorale della Polverini, durante la campagna aveva avanzato la richiesta di partecipare a una missione all'estero in caso di vittoria elettorale, e la sua richiesta era stata soddisfatta dal premier Berlusconi. Detto questo, l'agenzia ANSA apre con questa notizia. Il Corriere della Sera apre con la solita menata del Quirinale, la partita del Quirinale. Si lavora su 3 nomi, oggi Renzi vede Berlusconi, tenetevi forte, il nuovissimo avanza, confronto su Mattarella, che qualcuno dice sarebbe il candidato di Renzi, Amato e Padoan. Ieri i colloqui di Renzi con le delegazioni. Intanto passa l'Italicum, la legge elettorale al Senato. La legge elettorale rafforza il patto con Forza Italia, scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera. La centropagina invece il ministro marxista dell'economia nel governo greco, dal voto alla poltrona in 3 giorni, il premier Tsipras ha formato il governo che ieri ha giurato, spicca al Ministero delle Finanze il marxista Varoufakis. Banca d'Italia invece ci dice di essere ottimisti, possiamo crescere di più. Nuove stime sul prodotto interno lordo e tassi negativi sui bot. Possiamo crescere di più è senz'altro vero, perché non crescendo si può solo crescere di più, ma anche di meno a dire il vero. La crescita nei prossimi mesi sarà significativamente superiore alle stime di Banca Italia, anche se il quadro resta fragile. La congiuntura in Italia migliora con lentezza. La valutazione è del vice direttore generale dell'Istituto Banca Italia Fabio Panetta. Per il 2015 era previsto un aumento del prodotto interno lordo di 0,4%, 1,2 nel 2016, campa a cavallo. A imprimere una spinta alla crescita il programma di acquisto di titoli pubblici, il quantitative easing, annunciato dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Tra le conseguenze di questa operazione, secondo il direttore generale debito pubblico del Ministero del Tesoro, Maria Cannata, la possibilità che le aste dei bot potranno essere realizzate a tassi negativi. È un fantastico esempio in prima pagina sul Corriere della Sera di come una non notizia sia venduta come notizia, perché tutto un potrebbe, forse, chissà, magari, dunque. Mentre flessibilità per l'Italia finché serve, dice il commissario agli affari economici dell'Unione Europea Pierre Moscovici. Altra notizia che non è una notizia ma diventa notizia perché è in prima pagina. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, i diritti televisivi della Serie A di calcio diventano cinesi. La svizzera Bridgepoint venderà Infront al gruppo Dalian Wanda, il cui titolare è Wang Jianlin, il più grande proprietario di sale cinematografiche al mondo, scrive il Corriere
in prima pagina. La Cina si compra i diritti della Serie A di calcio. La società che gestisce €1 miliardo all'anno sta per essere acquistata dal miliardario cinese Wang Jianlin. E Luigi Ferrarella chiude la prima pagina del Corriere della Sera con il racconto dal Tribunale di Monza. Niente addetti, il Tribunale è chiuso tutti i mercoledì. È il 6º ufficio giudiziario in Italia per dimensioni, ma d'ora in avanti quello di Monza rimarrà chiuso, il Tribunale, per tutti i mercoledì. Manca il personale, le scoperture di organico sono del 25%. E veniamo ai commenti. Il primo, l'editoriale, è quello del professor Angelo Panebianco sul Presidente della Repubblica, con un doppio profilo. Il titolo dell'articolo di fondo: secondo il sondaggio del Corriere, gli italiani vogliono come Presidente della Repubblica un politico di esperienza. Hanno ragione, assevera il professor Panebianco. Non servono proprio i dilettanti allo sbaraglio, i candidati della cosiddetta società civile. Dove invece gli italiani hanno ragione a metà è quando chiedono un presidente interventista. Ciò che invece è necessario forse è un capo dello Stato a soffietto, scrive Panebianco, del cui settennato gli storici del futuro possano dire che esso ebbe certi caratteri nei primi anni, caratteri opposti negli ultimi anni. Un presidente con l'esperienza e l'elasticità necessarie per saper passare dallo stato di quiete allo stato di moto, dall'immobilismo all'attivismo. Il presidente a soffietto, insomma. Occorre un presidente disposto a fare da soprammobile per il tempo, forse 4 o 5 anni, in cui Matteo Renzi sarà forte e incontrastato premier, e che sia però anche capace di esprimere il massimo di interventismo e di leadership nella fase successiva, quella del declino del premier, che inevitabilmente arriverà prima o poi. Veramente singolare questa indicazione del professor Panebianco. Oggi il nostro sistema politico è così congegnato, dispone di uno stuolo elevato di poteri di veto, capaci solo di bloccare l'azione altrui, ma dispone anche di solo due posizioni di autorità corredate di autentico potere propositivo: il primo ministro e il presidente della Repubblica, anche a prescindere da ciò che dice o non dice la Costituzione. Questo ha ragione Panebianco, perché abbiamo capito che la Costituzione, abbiamo capito in decenni, e anche questa è una cosa a soffietto, diciamo così. È necessario evitare due situazioni estreme, quelle in cui entrambe le posizioni di autorità siano contemporaneamente rette da leader forti o all'opposto da leader deboli. Nel primo caso i due poteri si bloccherebbero a vicenda, paralisi. Nel secondo caso la democrazia sarebbe priva di guida. Occorre che se uno dei due poteri è momentaneamente forte, l'altro sia debole. Possiamo fare anche un presidente a staffetta più che a soffietto. Per i primi 5 anni un cretino che sta lì come un soprammobile. Per gli ultimi 2 uno invece un po' più sveglio, quando Renzi declinerà, come prevede il professor Panebianco. Chi dice che il presidente deve bilanciare e frenare il primo ministro, conclude Panebianco, confonde il sistema politico italiano con quello degli Stati Uniti. Ci serve un presidente disposto a fare da spalla a Matteo Renzi per il periodo in cui Renzi resterà leader forte, ma anche dotato dell'esperienza necessaria per subentrare, scrive tra virgolette Panebianco, il giorno in cui la leadership di Renzi comincerà a vacillare. Avevamo lette e sentite tante, questa qui almeno è originale, a dire il vero. Mentre Ernesto Galli della Loggia si occupa dei 2 errori di giudizio sul radicalismo islamico, partendo dalle parole del Papa sugli attentati terroristici di Parigi. Il Papa ha detto: se offendi la mia mamma, cioè Maometto, in sostanza, ti aspetti un pugno. Pur ispirate a saggia prudenza, queste parole possono avvalorare 2 gravi errori, scrive Galli della Loggia. Il primo è quello di far credere che il radicalismo islamico sia reazione a presunte azioni dell'Occidente, convinzione falsa. Il secondo è quello di accettare limitazioni alle nostre libertà dettate da soglie di sensibilità religiosa estremamente basse. Si deve invece considerare un altro fattore, la scarsa conoscenza che il mondo islamico ha del mondo moderno, causata da una bassa diffusione dell'istruzione. Questa, occhio, è una tesi un po' farlocca, perché il mondo moderno è ben conosciuto dal mondo islamico, altro che è diverso l'approccio, la strategia, la mentalità, gli obiettivi e il modo di procedere. L'Islam non ci chieda di limitare la libertà, invoca Galli della Loggia. Non bisogna credere che il radicalismo musulmano sia mosso in sostanza da ragioni religiose. Qual era per esempio la terribile blasfemia commessa dalla poliziotta uccisa a Montrouge o dalle vittime dell'attacco alle Torri Gemelle?
Nei paesi arabi, secondo Mohammed Medalzi, le grandi opere della cultura occidentale sono tradotte in numero limitato con versioni spesso scadenti. Problema di cultura. Sarebbe da approfondire, ma adesso non ne abbiamo il tempo, perché dobbiamo sfogliarci le prime pagine di primo piano del Corriere della Sera. Naturalmente il Quirinale in apertura, Quirinale a cui è dedicato anche l'articolo d'apertura del settimanale Oggi. Quirinale, troppe 1200 stanze per una sola persona, il pezzo di Mauro Suttora. Basta con i velluti e gli ori. In tempi di crisi è uno spreco spendere 237 milioni all'anno per il Quirinale, una residenza che il prossimo capo dello Stato può trasformare in museo, e se aprisse il suo parco ai cittadini è la polemica sul palazzo presidenziale. Ma a seguire su Oggi c'è un articolo di grande interesse firmato da Giangavino Sulas. Quel DNA non è di Bossetti e adesso lo dice l'accusa. Il consulente della procura, nelle conclusioni depositate 3 settimane fa, parla di anomalie perché a sorpresa salta fuori una nuova traccia genetica. Colpo di scena, l'ultima perizia aiuta. Il presunto killer di Iara, cioè Massimo Giuseppe Bossetti, in carcere da giugno con l'accusa di aver ucciso Iara. E il ministro dell'Interno che ha detto abbiamo preso il colpevole appena l'hanno fermato, neanche arrestato. La questione la affronteremo sotto un profilo tecnico, scientifico, con il dottor Marzio Capra questa mattina. Marzio Capra è stato l'ex vice capo dei RIS ed è attualmente l'esperto, uno degli esperti, biologo, di DNA Lex, il laboratorio di genetica forense dell'Università degli Studi di Milano. Alle 11:30 sarà con noi per farci capire cosa è successo. Poi però leggeremo gli articoli di oggi sulla vicenda Bossetti e sulla questione del suo DNA. Trovato o no? Intanto però c'è il Presidente della Repubblica, dicevamo in primo piano su tutti i giornali. Il Corriere della Sera parla di intesa sui tempi stretti, cioè sabato abbiamo il nuovo Presidente, a soffietto o no. Pressioni per una figura politica, Renzi vede i partiti, Forza Italia è d'accordo, si sceglierà sabato al quarto scrutinio, il centrodestra non gradisce presidenti tecnici, oggi nuovi incontri faccia a faccia con Berlusconi, la trattativa è intorno a 3 nomi, Amato, Mattarella, Padoan, e gli italiani godono, le tensioni con Berlusconi, l'attenzione su Anna Finocchiaro. L'avvertimento di Berlusconi, no a imposizioni, a tutto c'è un limite, dice Berlusconi, nella speranza che Renzi non voglia uno strappo. E torna di attualità il tema dell'agibilità politica, no della Procura di Milano allo sconto di pena per Berlusconi. Tra le altre cose, oggi nei primi piani dei giornali di politica interna, la citiamo una volta per tutte, trovate la conduttrice Rai Elisa Isoardi, 32 anni, nata a Cuneo, entrata in Rai nel 2005, che dice Salvini, sì, ci stiamo frequentando, libero lui, libera io, chi vivrà vedrà. Matteo Salvini è una bella persona, mi piace la sua grinta da leader giovane, è uno che parla a tutti, ci stiamo frequentando, ci vediamo, io sono libera, lui pure, chi vivrà vedrà, dice la conduttrice della Rai, che trovate su tutti i giornali di oggi. Tornando invece al primo piano del Corriere della Sera in senso stretto, però la notizia questa è infilata nel primo piano, c'è ancora il Quirinale, dissidenti, ex 5 Stelle, forzisti, il sudoku delle maggioranze, titola il Corriere, i possibili incroci intorno ai fedelissimi di Renzi per avere il quorum. E poi c'è Corrado Passera che dialoga con 500 sindaci, con il suo movimento Italia Unica, e ancora c'è la rosa infinita dei quirinabili, tutti bruciati per non bruciare nessuno. Se ne occupa Pierluigi Battista. Politici, donne, cattolici, pioggia di identikit, un modo per tenere in gioco tanti nomi. Intanto ieri legge elettorale, sì all'Italicum, malgrado i ribelli del PD, il Senato approva la riforma che torna alla Camera per il via libera definitivo. Per la minoranza in 24 non partecipano, Forza Italia a favore, ma non è decisiva. Il racconto di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, i calcoli in aula con la testa al Quirinale e una senatrice che dice è la gufa che vi parla. Premio di lista, ballottaggi, nominati, più la clausola che rinvia tutto al 2016, la legge elettorale entra in vigore dopo la riforma del Senato, ma la si potrà cancellare con un decreto, questa clausola, scrive il Corriere della Sera. Sempre dal Corriere poi c'è il primo piano dedicato anche alla Grecia, il leader della destra nazionalista Panos Kammenos, fondatore del partito Greci Indipendenti e neo-alleato di Tsipras, il leader della destra nazionalista Kammenos conquista il Ministero della Difesa, dovrà muoversi in uno scenario di tensioni con al centro il rapporto con la Turchia, scrive
il Corriere della Sera. Mentre a Tripoli, assalto all'hotel degli stranieri, 11 morti, c'è anche un americano, i terroristi si fanno saltare in aria, azione rivendicata da una milizia affiliata allo Stato Islamico, all'ISIS. In Italia invece non si trova l'accordo contro il rischio attentati. È l'Italia dei veti incrociati, non si trova l'accordo sul decreto per rispondere in maniera più pressante ai pericoli terroristici. Il decreto è stato rinviato, prevede l'uso di 5.000 militari per proteggere gli obiettivi sensibili. Con calma, perché tanto non c'è nessunissima emergenza, mettetevi d'accordo e poi ci raccontate cosa fate per proteggerci. Sempre dalla pagina degli esteri del Corriere della Sera c'è la storiaccia in Argentina della morte del giudice che indagava sulla strage del 1994 contro gli ebrei. A Buenos Aires 85 ebrei morti, morte del procuratore che indagava sulla vicenda, la presidente Kirchner scioglie i servizi. Dapprima sarà detto da parte della presidenza argentina che il giudice si era suicidato. Poi invece la presidente argentina ha accusato i servizi segreti di avere passato al giudice Nisman finti dossier per mettere nei guai la presidenza stessa e poi di averlo ucciso dopo aver ottenuto il risultato. Una storiaccia brutta che dovremmo ripercorrere a parte, mentre a pagina 24 il Corriere della Sera si occupa di un'altra vicenda giudiziaria che riguarda però l'ex ministro Giulio Tremonti. Il giudice dei ministri ha detto ai pubblici ministeri: procedete su Tremonti, l'inchiesta milanese per ipotesi di corruzione. Chiesta al Senato, o da chiedere al Senato, l'autorizzazione a procedere contro Giulio Tremonti. L'accusa, tangente da 2.400.000 euro, dietro la parcella di Finmeccanica al suo studio tributario. Il collegio milanese del Tribunale dei Ministri trasmette gli atti e ordina al procuratore Bruti Liberati di chiedere al Senato l'autorizzazione a procedere contro Giulio Tremonti per ipotesi di corruzione, tangente da 2,4 milioni di euro che nel marzo 2009 il tributarista, allora ministro nel governo Berlusconi, avrebbe incassato da Finmeccanica, controllata dal suo ministero, in cambio dell'ammorbidimento della sua iniziale contrarietà al controverso stratosferico acquisto per 3 miliardi e 400 milioni di euro nel luglio 2008 della società statunitense DRS, fornitrice del Pentagono. La tangente sarebbe stata veicolata dietro lo schermo di una parcella professionale liquidata da Finmeccanica allo studio tributaristico Vitali Romagnoli Piccardi e Associati, del quale il fondatore Tremonti era formalmente uscito essendo divenuto ministro e di cui oggi è invece di nuovo socio. Infine, sempre dal Corriere della Sera, condanne per 145 anni ai Notav, gli scontri del 2011 con 200 manifestanti e 188 agenti feriti, pene a 47 manifestanti. Il leader della protesta Perino dice: è una vendetta, occupata l'autostrada del Frejus. Finalmente ristabilita la legalità, dice il ministro Lupi, ferire 188 persone è un crimine. Mentre a pagina 26 il Corriere della Sera si occupa del caso di Iara Gambirasio e di Massimo Giuseppe Bossetti. Ignoto 2, il rebus del DNA, ecco cosa dice la perizia. Il DNA è un rebus, scrive Giuliana Ubbiali, che per il Corriere ha seguito la vicenda anche negli ultimi tempi, intervistando la madre di Massimo Giuseppe Bossetti. DNA mitocondriale, DNA nucleare, linea materna, linea paterna. È facile perdersi nel labirinto dei codici genetici. Tanto che il dettaglio trapelato nei giorni scorsi della relazione del ricercatore Carlo Previderè, consulente della PM Letizia Ruggeri, ha sollevato dubbi. Da un lato l'avvocato di Bossetti, in cella dal 16 giugno, parla di svolta a favore dell'indagato, dall'altro la procura attende di dibattere nella sede opportuna. In mezzo tanti quesiti alla ricerca di risposte. Primo quesito: è vero che il DNA mitocondriale di Ignoto 1 non corrisponde al DNA mitocondriale di Massimo Bossetti? E se sì, significa che l'indagato non è il presunto killer? È vero da quanto emerge dalla relazione di Previderè, ma lo stesso consulente, oltre a verificare la componente mitocondriale, ha confrontato quella nucleare del DNA dell'indagato e di Ignoto 1, concludendo che corrispondono. Il legame ha fatto finire in carcere Bossetti. Domanda numero 2. Com'è possibile che una componente corrisponda al profilo dell'indagato e l'altra no? Sono due parti di ogni profilo genetico. Quella mitocondriale indica la linea materna e permette di risalire a un gruppo familiare. Quella nucleare, formata al 50% dal contributo materno, l'altro 50% da quello paterno, identifica un individuo.
Com'è possibile che non corrispondano? Va spiegato a processo dagli esperti genetisti. Previdere la chiama anomalia. La traccia trovata sugli slip e leggings di Yara è mista, sangue della vittima e probabilmente, ma la natura è incerta, sangue del presunto killer. Probabilmente, ma la natura è incerta. In un contesto del genere è possibile che per natura, quantità e qualità la componente mitocondriale di un DNA prevalga sulla componente mitocondriale dell'altro o la comprometta. Che valore ha questa indicazione? Forte per l'avvocato di Bossetti, Salvagni, perché è indicativa di anomalie e di contraddizioni negli accertamenti genetici, pilastro dell'inchiesta. Qualche inghippo c'è stato e questo, e la tesi difensiva, solleva quantomeno dei dubbi. Nessun valore per gli inquirenti, perché il DNA nucleare, quello che dà indicazioni specifiche su ogni individuo, non lascia dubbi. Esiste un ignoto 2 che non è Bossetti? Secondo la relazione del consulente del PM, il DNA mitocondriale appartiene a un'altra persona che non è Bossetti. Per la difesa significa che l'indagato non c'entra col delitto. Non così per l'accusa, perché sugli indumenti intimi di Yara c'è comunque il DNA nucleare più identificativo di Bossetti. Quindi, se anche ci fosse una seconda persona, è la tesi degli inquirenti, questa non escluderebbe l'arrestato dalla scena del crimine. Allora, di chi è l'altro DNA? Si possono fare diverse ipotesi, o è dell'indagato, ma ci sono stati problemi di interpretazione, oppure è davvero di un'altra persona, un complice? In teoria non si può escludere, ma va fatta attenzione. Il mitocondriale resiste nel tempo, quindi potrebbe trattarsi di una vecchia traccia estranea al delitto. Peraltro ci sono 10 tracce genetiche che non sono quelle di Bossetti sul corpo di Yara. Il Corriere su questo punto interpella lo scienziato Edoardo Boncinelli. Pare che la genetica debba farla da protagonista nel processo per la morte di Yara. Il presunto colpevole è stato individuato tramite impronta di DNA trovato sugli indumenti di Yara che corrisponde a quello del Bossetti. Ora pare spuntare una grana di natura genetica, scrive il professor Boncinelli. Mentre si conferma che il DNA principale, chiamato nucleare, è del Bossetti, le tracce di un secondo DNA minoritario detto mitocondriale non corrispondono al suo. Che dire? Nelle nostre cellule c'è una gran massa di DNA del nucleo, nucleare, e una piccola quantità di DNA dai mitocondri, mitocondriale. Ci si è accorti che le tracce di DNA mitocondriale non sono di Bossetti. Per me non cambia niente, scrive Boncinelli. Il DNA nucleare di gran lunga più importante è del Bossetti. Certo c'è il dubbio del DNA mitocondriale, ma questo non ha mai fatto cambiare una conclusione d'attribuzione. Forse il DNA mitocondriale di Yara ha coperto quello del colpevole? Geneticamente la questione non si sposta. Però il punto è, la traccia, se io perdo sangue, come fa il mio sangue a rivelare la presenza di un'altra persona che non sono io? Detto un po' volgarmente, perché questo è il punto. Nella medesima traccia, quella determinante, come faccio io, perdendo il mio sangue, a far trovare quello del regista che mi sta guardando in questo momento? E questo è il punto. Ad ogni modo, poi vedremo di approfondire la questione alle 11:30 stamani con il genetista Marzio Capra, ex vice capo dei RIS. Meglio di lui credo che non ci sia nessuno per cercare di capire, quantomeno non il caso Bossetti, ma diciamo, partendo da questo caso, il punto della questione. Punto della questione che cerca di fare però a suo modo, dal suo punto di vista di cronista esperto e di cose giudiziarie, Gian Gavino Sulas sul settimanale Oggi. Non solo dai capelli e dai peli recuperati sul corpo e sulla felpa, ma anche dalla traccia di sangue trovata sugli slip di Yara è emerso clamorosamente un DNA che non è di ignoto 1, cioè di Massimo Giuseppe Bossetti. Si tratta del DNA mitocondriale, quello che ogni essere umano eredita soltanto dalla madre, mentre il DNA nucleare, formato al 50% dal padre e 50% dalla madre, è stato confermato che appartiene a Bossetti. Una scoperta inquietante, scrive Sulas sul settimanale Oggi, una scoperta che getta un'ombra pesante sull'inchiesta, in particolare sulle indagini scientifiche. Nessuno finora ha saputo trovare una spiegazione. È possibile ci sia stato un errore in laboratorio, dice Giorgio Portera, genetista ex RIS, consulente della famiglia di Yara, oppure una lettura non corretta delle analisi fatte all'inizio. Bisognerà per forza arrivare a un chiarimento definitivo. Ma si tratta di una scoperta decisiva per dimostrare l'innocenza di Bossetti, unico indagato? È una scoperta che mi ha convinto a chiedere la libertà per Bossetti perché conferma gli enormi dubbi su questa inchiesta. Sto preparando l'istanza di scarcerazione perché al processo ci deve arrivare da uomo libero, dice l'avvocato difensore Claudio Salvagni, che aggiunge:
quello emerso non è il profilo genetico di Bossetti, è di uno sconosciuto, sicuramente soggetto di sesso maschile, possiamo chiamarlo ignoto 2. È stato trascurato dagli inquirenti, mai sottoposto ad alcun confronto, e questo non è l'unico errore. Parla di errori dei periti scientifici anche Giorgio Portera, consulente della famiglia Gambirasio. Anche il PM Letizia Ruggeri, dice Portera, aveva ammesso delle difficoltà analitiche, in quanto per 2 anni, dal 2012 al 2014, sono andati avanti a confrontare 532 profili genetici di donne che avevano lasciato i paesi d'origine in Valseriana col DNA di Iara anziché con quello di ignoto 1. Fra quei 532 profili genetici c'era quello prelevato alla mamma di Bossetti. Hanno buttato via 2 anni e una montagna di soldi, dice l'avvocato Salvagni. E sono errori che ci allarmano, perché sono autorizzato a pensare che ne possano aver fatti altri. Questo DNA non l'abbiamo scoperto noi della difesa, ma addirittura il perito dell'accusa, della procura. Il genetista Previdere, nella sua lunga, dettagliata relazione sull'analisi del materiale epilifero trovato sul corpo di Iara, consegnata 3 settimane fa alla procura, parla espressamente di anomalie. È lo stesso genetista che nel giugno dell'anno scorso sconfessò le affermazioni del suo primario, Fabio Buzzi, il quale aveva inspiegabilmente anticipato che il DNA di quei peli portava a ignoto 1, e invece non fu così. Si tratta comunque, scrive Gian Gavino Sulas su Oggi, di un DNA mitocondriale, quello che indica la provenienza materna. Il DNA nucleare resta invece attribuito a Bossetti, quindi appare accertata la sua presenza sulla scena del crimine. Non ne sono sicuro, dice l'avvocato Salvagni. Cosa ci fa quel DNA mitocondriale sconosciuto nella traccia di sangue che è alla base di tutta l'inchiesta e delle accuse a Bossetti? Non possiamo far finta che non esista. Una spiegazione bisognerà trovarla. Bisognerà capire come mai il RIS di Parma ha sbagliato. Qualcuno parla di contaminazione. E se ci fosse stata anche analizzando il DNA nucleare, ecco perché sostengo che l'esame va ripetuto. Ma non è più possibile, perché contrariamente a quanto la procura ha fin qui sostenuto, il campione di sangue è esaurito, dice il professor Previdere, quindi allora fu fatto un esame irripetibile. In questo caso bisognava avvertire le parti in causa, la famiglia di Iara e Mohammed Fikri, che era allora indagato. Non fu fatto, quindi l'esame che ha portato a ignoto 1 è nullo. È un cavillo giuridico, è un cavillo importante, dice l'avvocato Salvagni. È stato il dottor Previdere a scoprire questi errori. Dalla procura aveva l'incarico di analizzare i peli sul corpo di Iara. Aveva quindi bisogno del DNA di ignoto 1 e di quello della vittima. Il primo lo ha ricavato dalla relazione RIS di Parma, firmata dal comandante colonnello Lago, nella quale si sostiene che i 4/5 della traccia di sangue sugli slip appartengono a Bossetti, 1/5 alla ginnasta di Brembate. A questo punto Previdere ha chiesto di avere il DNA di Iara e ha scoperto che è esattamente il contrario. 4/5 di quella traccia appartengono a Iara, solo 1/5 a Bossetti. Non solo, conclude Salvagni. Quando Previdere è andato avanti nel suo lavoro di laboratorio, ha scoperto che in quel quinto di sangue attribuito a Bossetti il DNA mitocondriale non corrisponde a quello di Bossetti. Questa scoperta si aggiunge a un altro dato certificato da Previdere. Sul corpo di Iara non c'è nessun'altra traccia genetica di Bossetti. L'unico DNA ricavato da 2 capelli trovati fra la felpa e la maglietta di Iara appartiene ancora una volta a un soggetto maschile sconosciuto. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. 2 volte SUV 4x4 dell'anno in Germania. Opel Mokka 2015. Completo di tutto ancora a 16.900 euro. Oppure oggi tasso zero, TAEG 220, anche sabato. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono 2. C'è la nuova Golf TGI, che con soli 3,50 € ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Variant TGI, la prima Golf Station Wagon a metano. E con progetto valore Volkswagen, tu è da 169 euro al mese, TAN 3,99, TAEG 5,65, anticipo 6.250 euro. E dopo 3 anni puoi rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Scopri nuova Golf TGI e nuova Golf Variant TGI, il metano secondo Volkswagen. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. È il mio primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo quando vado a dormire. Ci ho messo anni per trovarla, ma è stato amore a prima vista.
L'ho sistemata e ora va che è una meraviglia. Uso regolarmente esso Supreme Diesel perché contribuisce a migliorare l'efficienza dei motori diesel e ridurne le emissioni. Lo consiglio a tutti quelli che entrano nella mia officina. Vero, Rita? Nuovo esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Aldo. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E torniamo a questo punto dopo aver letto l'articolo di Gian Gavino Sulas sul settimanale Oggi a proposito del caso Bossetti. Torniamo brevemente alle altre pagine dei quotidiani di oggi. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche a pagina 28 un'incredibile storiaccia politica che riguarda il governo Renzi. La ex ministra degli affari regionali, ex perché l'ha dimissionata l'altro giorno, Lanzetta, rifiuta di tornare in Calabria perché c'è un assessore impresentabile nella giunta calabrese guidata dal PD Oliverio. Il ministro per gli affari regionali è stata sostituita brutalmente e dice: sono stupita dal metodo che Renzi ha scelto per mandarmi via. Poca comunicazione sul mio operato. So bene che mi hanno scelta solo perché sono donna e meridionale. È incredibile. Ho rifiutato di fare l'assessore in una giunta con l'assessore De Gaetano, impresentabile. Spero che il governatore Oliverio riveda la scelta. Brutta storia, storiaccia, mentre a pagina 35 del Corriere della Sera c'è da segnalare l'articolo di Paolo Cirino Pomicino sulla legge elettorale. L'Italia consegnata a una minoranza con la nuova legge elettorale d'Italicum. Difficilmente si può obiettare a questa osservazione del politico di lungo corso Paolo Cirino Pomicino, mentre anche il Corriere alla fine si occupa del conflitto di interessi in casa Boschi, casa della ministra delle riforme. Il papà è vicepresidente della Banca dell'Etruria, il governo in cui siede la figlia ha fatto la riforma delle popolari che tanto ha beneficiato anche il papà, cioè la Banca Popolare dell'Etruria, i misteri della Banca d'Oro, titola il Corriere della Sera, pagina 36. Sull'onda della riforma delle banche popolari, il boom del titolo della famiglia Boschi. Anche la ministra ha delle azioni della Popolare. I casi sono due, scrive il Corriere della Sera con Mario Gerevini. O un enorme gregge di pecore del listino della borsa si è improvvisamente spostato sulla Banca Popolare dell'Etruria senza una bussola, oppure qualcuno ha approfittato del gran balzo delle popolari per soffiare sul fuoco dell'unica che non aveva ragione di crescere così tanto in borsa. La strana storia della Banca dell'Oro si può riassumere in due percentuali: più 62% il prezzo in 8 sedute, doppio o triplo rispetto alle altre popolari, ma soprattutto 40% del capitale complessivo che è passato di mano. Il tutto da quando è piovuta la notizia che il governo avrebbe cancellato per decreto il voto capitario, cioè una testa o un voto a prescindere dal numero di azioni possedute, di 10 grandi banche popolari. Diciamo subito che il padre 100 azioni, la madre 100, il fratello 1847, del ministro per le riforme Maria Elena Boschi, che di azioni ne ha 1557, tutta la famiglia Boschi è azionista della banca. Il padre è anche vicepresidente, il fratello dipendente. Qualcuno evoca il conflitto di interessi, ma al di là del ruolo di potere di Pierluigi Boschi, papà della ministra, il valore delle quote è irrilevante. 800 euro circa la ministra, qualche decina di euro i genitori. È un fatto però che la decisione del governo abbia giovato alla banca della famiglia Boschi, la Banca Etruria, più di tutte le colleghe, cioè le altre popolari. È da quel momento infatti che neanche fosse la Turbo Tiscali dell'epoca, questa banca toscana, motore del polo orafo di Arezzo, 76.000 azionisti, 186 sportelli, 1.800 dipendenti, parecchi cerotti al bilancio, ha cominciato a correre. È come vedere un vecchietto curvo che improvvisamente si raddrizza, butta il bastone, insegue e supera Usain Bolt. Viene da chiedersi cosa ha bevuto. Solo ieri la Etruria ha tirato il fiato, meno 3%. Gli scambi in alcuni casi sono stati 30 volte superiori alla media delle settimane precedenti. L'ingrediente della pozione magica non può essere la scalabilità, cioè il fatto che le popolari diventano scalabili in borsa. Non aveva senso per un motivo molto semplice: si sapeva da un pezzo che la banca aretina aveva deciso la trasformazione in SPA per favorire un'aggregazione caldeggiata da Banca Italia dopo le ispezioni fatte nella Popolare dell'Etruria dagli esiti preoccupanti.
Anzi, era già stata programmata un'assemblea straordinaria, ma la banca ha deciso di rinviarla dopo l'approvazione del bilancio 2014. Comunque, tempi ben più stretti dei 18 mesi stabiliti dal decreto. Insomma, l'effetto SPA non esiste. Per l'Etruria è una notizia vecchia, già digerita dai mercati. Se anche, come si racconta sui tavoli di Londra, lunedì 19 gennaio girava il contenuto della norma che il premier Renzi avrebbe illustrato il giorno dopo, i trader dovevano sapere che per la Popolare di Arezzo non cambiava nulla. Anzi, a quel punto, allargandosi il mercato delle probabili fusioni, la Banca dell'Etruria non era più una merce appetibile. Ci aveva provato Gianni Zonin, popolare di Vicenza, lo scorso anno ad acquisirla, senza esito, per cui Mediobanca, l'advisor, si è rimesso al lavoro. Nel frattempo il consuntivo al 30 settembre ha segnato una perdita di 126 milioni. La situazione patrimoniale è ancora precaria. Banca Italia ha avviato una nuova ispezione. A quanto pare nulla che autorizzi euforia. E allora come mai la banca della famiglia Boschi è cresciuta così tanto? Gli uffici della banca parlano di aumento generalizzato, bla bla bla, ma alcuni azzardano una trama suggestiva che porta alle ricche famiglie fiorentine, i cui portafogli sarebbero il vero obiettivo. Infatti la Popolare Etruria controlla al 100% un piccolo istituto di Firenze, Banca Federico del Vecchio, che si descrive così: lunga tradizione in gestione e risparmio, interlocutore per le più importanti famiglie e imprese di Firenze. Per un certo periodo, conclude Gerevini, fino a settembre 2013 ne fu presidente Antonella Mansi, Confindustria, che poi ha traslocato alla guida della Fondazione Montepaschi Siena. Insomma, la manovra in borsa sarebbe mirata a garantire un approdo sicuro ai portafogli dei ricchi fiorentini. Ipotesi e congetture fioriscono. Del gran balzo della Popolare dell'Etruria non c'è una vera spiegazione, scrive Gerevini. Il Corriere però lo lasciamo con l'ultima segnalazione da pagina 40. Gian Antonio Stella recensisce un libro edito da Donzelli, scritto dall'ex rettore Stefano Pivato, che si scaglia contro la figura dell'homo academicus, cioè dei baroni dell'università italiana. Tema nuovissimo: narcisismo e cecità dei baroni uccidono l'università, autoreferenzialità, fobia digitale, concorsi taroccati, è l'Italia che non vuole cambiare. Dal Corriere della Sera, per quanto concerne invece la cronaca lombarda, legge antimoschee al sì tra le polemiche, più vincoli sui centri di preghiera, fermata l'invasione islamica, dice la Lega, il centrodestra. L'opposizione invece dice le restrizioni colpiranno anche i cattolici. L'ortodosso, l'evangelico e la buddista, proteste trasversali contro la nuova legge regionale sui luoghi di culto. E sempre dal Corriere della Sera una notizia che riguarda invece l'indagine sull'ex assessore della Giunta Moratti, Mariolina Moioli. La Cassazione ha annullato il sequestro dei beni per 1.200.000 euro dell'ex assessore Moioli, ottenuto dalla procura in un filone dell'inchiesta sugli appalti delle case vacanza destinate alle colonie dei bambini, che portò all'arresto del dirigente dell'assessorato Mercadante, ora sotto processo. L'accusa sosteneva che sarebbero stati finanziati progetti fantasma costati all'erario oltre 1.400.000 euro, fondi che in realtà sarebbero stati usati per la campagna elettorale della Moioli. Il GIP, su richiesta del PM, aveva disposto il sequestro di metà di 2 appartamenti e di una villa della Moioli, oltre a 4 terreni in provincia di Bergamo per 1.400.000 euro. Il Tribunale del Riesame aveva restituito all'indagata una parte dei beni, intorno a 200.000 euro. Ora la Cassazione ha annullato l'intero sequestro, un punto a favore della Moioli. C'è poi un giallo in una villetta di Venegono, Varese, lei strangolata, lui colpito in testa, scoperti dal figlio, porta chiusa dall'interno, la donna uccisa nel garage. Tra le piste la rapina, ma non sono state trovate tracce dell'assalto. E poi una storiaccia lombarda: si procurò 7 aborti dopo falsi incidenti per incassare più soldi, truffa alle assicurazioni. Dopo aver organizzato falsi incidenti per truffare le assicurazioni, 2 donne rumene, lombarda perché la vicenda è a Pavia, ma le protagoniste sono 2 donne romene che sarebbero arrivate anche a provocarsi degli aborti, una di loro addirittura 7, con l'unico intento di rendere più cospicuo il risarcimento da parte delle compagnie. Le 2 donne sono tra 10 persone indagate dalla Procura di Pavia in un'inchiesta che aveva preso il via per un incidente accaduto a Chignolo Po. In un primo momento un incidente senza particolari conseguenze, provocato da un'auto condotta da un cremonese sulla quale viaggiavano 2 donne romene.
Secondo quanto raccontato dai protagonisti, il mezzo aveva tamponato un'altra vettura guidata da un cittadino rumeno che trasportava anche lui 2 rumene. Nei giorni seguenti, però, prima una delle 2 donne coinvolte e poi una seconda avevano abortito, successivamente presentato certificazione medica all'assicurazione. Sostenevano che l'interruzione di gravidanza fosse stata causata dall'incidente. A insospettire la Polstrada molte incongruenze nella ricostruzione dei fatti. I protagonisti avevano negato di conoscersi, ma da riscontri era emerso il contrario. Un paio di loro avevano all'attivo precedenti con la giustizia per truffa ad assicurazioni. Attraverso incroci coi colleghi di Milano e Lodi, i sospetti hanno trovato conferme in altri strani incidenti in quel periodo tra Pavia, Miradolo, Chignolo, Binasco, Codogno. Tra l'altro, una delle donne coinvolte aveva alle spalle 7 aborti. Questo non ha fatto altro che avvalorare l'ipotesi di una truffa alle assicurazioni. Oltre all'accusa di frode alle 2 donne rumene, viene contestata la procurata interruzione di gravidanza. Mentre sempre in cronaca di Milano il giornale ci dà una bella notizia: allarme in vista dell'Expo, SOS Polizia, mancano radio, auto e divise. Per quanto concerne invece la legge regionale sul luogo di culto, obbligo di referendum per costruire una moschea. Dopo una giornata di trattative varata la nuova legge regionale, regole più stringenti e la parola ai cittadini sui luoghi di culto. Non è una brutta cosa chiedere ai cittadini cosa ne pensano. La Stampa invece apre la sua prima pagina, indovinate un po', col Quirinale: Renzi pensa a Mattarella ma avverte: potrei fare una renzata, ha detto il Premier. Domani il primo voto per il Colle, oggi l'incontro fra il Premier e Berlusconi. Anche la Stampa si occupa dei 47 attivisti no TAV condannati ieri a Torino. I giudici hanno inflitto 145 anni e 7 mesi di reclusione, che divisi per 50 sono 3 anni scarsi neanche a testa, con pene che oscillano da 250 euro di multa a 4 anni e 6 mesi. Le accuse erano lesioni, danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale, nel corso degli scontri del giugno 2011 in Val Susa, dove ieri centinaia di manifestanti hanno sfilato contro la sentenza, occupata la A32. Per le accuse di lesioni, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale, 3 anni mediamente scarsi neanche di condanna, che poi non si farà ovviamente per moltissimi, non sembrano una pena draconiana, a occhio e croce e senza essere esperti del diritto, però non pare proprio una condanna di quelle severe. In ogni caso, i violenti e gli errori della politica è il titolo del commento firmato da Cesare Martinetti sulla Stampa di Torino. La sentenza del Tribunale di Torino, che condanna 47 attivisti no TAV a quasi 150 anni di carcere, fa impressione il 150 anni ma è da dividere per 47. Ebbene, questa condanna ha almeno 2 pregi, scrive Martinetti. Primo, è una sanzione non generica contro un gruppo di persone ma diretta e individuale per fatti commessi e provati. E 6 imputati sono stati assolti, a riprova del fatto che i giudici non hanno fatto di tutte le erbe un fascio. Non sono state cioè punite responsabilità collettive o politiche. Secondo, la sentenza segna la fine di una diffusa e, questa sì, collettiva sensazione, scrive Martinetti, di impunità che deresponsabilizza gli individui dentro l'indistinto insieme della protesta di una valle che si è manifestata ieri nell'aula al processo quando il pubblico ha intonato "Bella ciao". È questo un aspetto non secondario della sentenza che dovrebbe aiutare il movimento popolare di protesta legittima e non violenta a espellere gli infiltrati che hanno trasformato il cantiere di Chiomonte nel simulacro di tutti gli orrori. Che effetti avrà? È possibile che nel mondo antagonista, che vive per lo scontro, colpito da questa sentenza in alcuni suoi rappresentanti, è possibile che nel mondo antagonista agisca questa sentenza come detonatore. Subito dopo la condanna di 4 che avevano dato l'assalto con le Molotov al cantiere nel mese scorso, ci sono stati 2 sabotaggi attentati alla linea dell'alta velocità Bologna-Firenze. Sugli attivisti normali è invece auspicabile che abbia un effetto dissuasivo. Sempre poi dalla prima pagina della Stampa: patteggiare è un rischio nel caso Stamina, è l'intervento della professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, pena patteggiata a 1 anno e 10 mesi. La conferma finale è prevista per il 18 marzo dal GUP. Se il giudice accoglierà la richiesta delle parti, il professor Vannoni otterrà la sospensione condizionale e la non menzione della pena. Questi i fatti, ognuno li può commentare per quel che sono.
Non piace questa sentenza, questa decisione alla professoressa senatrice a vita Cattaneo. Anche La Stampa naturalmente dedica il suo primo piano al Presidente della Repubblica, ma anche pagina 2 e pagina 3 all'assalto Notava al cantiere, alla condanna di 47 persone per le violenze dopo un corteo nel 2011. In un comizio Grillo li definì eroi, scrive La Stampa, ma ora l'ala dialogante si riprende il movimento. E poi c'è naturalmente il Presidente della Repubblica. Berlusconi diserta le consultazioni, per il nuovo centrodestra serve un politico, oggi il Premier potrebbe vedere Berlusconi. Premier Renzi che gioca la carta Mattarella per uscire dal forcing su Giuliano Amato, ma Renzi avverte: in caso di stallo potrei fare una renzata. E poi ancora Renzi che incassa la legge elettorale, l'Italicum, ma il PD è spaccato, i senatori dissidenti non partecipano al voto. Il senatore Gotor, bersaniano, storico, ex editorialista anche della Stampa medesima, attacca: un'altra soluzione non è stata neanche cercata. Poi c'è il contrordine nel Movimento 5 Stelle, oggi le Quirinarie, nella rosa c'è anche Romano Prodi. Poi c'è un articolo piuttosto lungo di Maria Corbi sugli amori incrociati di Super Mario Draghi con la moglie Serena che si baciano tra gli scaffali del supermercato sul settimanale Oggi, e Matteo Salvini con Elisa Isoardi che dice: negli uomini a me piace il cervello, è una bella persona, mi piace la sua grinta da leader giovane, ci stiamo frequentando, io sono libera, lui pure, dice Isoardi sulla sua relazione con Matteo Salvini. E sempre dalla Stampa di Torino, invece, per quanto riguarda la pagina dedicata alla Grecia, la cancelliera tedesca Merkel dice: niente sconti alla Grecia. Tsipras presenta una squadra di falchi per sfidare il rigore di Bruxelles. Incarica il nuovo governo solo 10 ministri. Conosciuto come il falco anti-austerità, Yannis Varoufakis è il nuovo ministro dell'economia. Vuole rinegoziare il debito da 240 miliardi che Atene ha con la Troika. E intanto anche La Stampa si occupa del nazionalista Panos Kammenos, l'alleato di Tsipras, di destra, che dice: l'Europa prima ci aiuti a respingere i clandestini, dobbiamo pattugliare i confini. Sugli immigrati illegali deve valere il principio che vengano respinti. Il negoziato sul debito deve ancora iniziare, ma sapete le richieste, dice l'alleato di Tsipras. Pagina 13 della Stampa, invece, pagina di cronaca, Massimo Guerretta racconta da Vicenza di un imprenditore sul lastrico che cerca di rapire un 13enne. A Vicenza ha sventato il sequestro del figlio del re della birra, Bassan, 3 in manette. La mente della banda era uno dei suoi clienti. A Vercelli invece con la ruspa attaccano il cavò e sparano con i Kalashnikov contro i carabinieri, e caccia al comando protagonista di un assalto alla filiale della Fidelitas. E lasciamo La Stampa con un'ultima segnalazione, chiedo scusa, ci arriviamo con calma, sfogliando le pagine che è un bel sentire. Un'ultima segnalazione dalla pagina della cultura con il libro di Maurizio Molinari che racconta come è nata la minaccia del califfato e cosa dobbiamo aspettarci. Così cantano i jihadisti mentre marciano verso l'Occidente ignaro. Maurizio Molinari è corrispondente della Stampa da Gerusalemme e prima da New York. Il suo libro si intitola Il califfato del terrore, perché lo Stato islamico minaccia l'Occidente. Uscirà domani per Rizzoli, 160 pagine, 17 euro. Il 18 febbraio sarà presentato a Roma con l'autore, il ministro degli esteri Gentiloni e gli studiosi Vidino e Carrai. Lo studioso Vidino e Marco Carrai, che è invece uno degli uomini più vicini a Renzi, al Presidente del Consiglio. Da segnalare ancora sulla Stampa l'articolo di Paolo Colonnello, a pagina 27, che analizza i tweet per vedere la geografia dell'Italia dell'intolleranza. Uno studio di Vox su 2 milioni di messaggi svela il nostro lato oscuro. Come è nata questa mappa? A seconda di dove si twitta in Italia vengono fuori le intolleranze e i pregiudizi. La prima fase del lavoro ha riguardato l'identificazione dei diritti con l'aiuto dei ricercatori dell'Università di Milano. La seconda si è concentrata sull'elaborazione di una serie di parole sensibili individuate dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, e poi la mappatura dei tweet che gli italiani mandano. Esiste una geografia delle intolleranze che colora la penisola attraverso i tweet.
Una mappa dell'Italia della paura e del risentimento che si esprime in 140 caratteri, dando sfogo a parole che raccontano l'inconscio collettivo che ogni tanto esplode con femminicidi, pestaggi, discriminazioni razziali, omofobia e antisemitismo, paura del diverso, la dimensione dell'intolleranza e via dicendo. Dal tweet risaliamo a dove si concentrano i razzisti e quelli che hanno pregiudizi in Italia. Si concentrano in larga parte nella pianura padana e nel Triveneto, ma ce n'è una buona quota anche in Basilicata, Campania, Calabria e nel Lazio, oltre che nel Tacco, nel Salento di Puglia. Infine, sempre dalla Stampa, pagina 35, la pagina di cronaca torinese, un blitz dei carabinieri in 3 quartieri di Torino, lo spaccio finanziava la guerra, l'organizzazione senegalese sgominata grazie a rivelazioni di un pentito a cui hanno ucciso il padre. Un gruppo criminale così stabile e radicato, soprattutto a Torino, da dimostrare la capacità di resistere alle ondate di arresti e alle catture dei corrieri. Così scrivono i carabinieri nella loro informativa. E a proposito di un giro di droga senegalese, un giro d'affari di milioni di euro che finiscono in Africa anche ad alimentare l'acquisto di armi, un intreccio di affari di bande, eserciti irregolari e gruppi fondamentalisti che hanno insanguinato i territori subsahariani. Sono loro i boss emergenti che oggi dal Senegal e dal Mali, lungo le rotte della cocaina, attraverso la Spagna, controllano il mercato dello spaccio, fino ad arrivare nelle strade di Torino, con un esercito di pusher a San Salvario, Corso Emilia, Corso Principe Oddone. Assediati dagli spacciatori, la vita impossibile dei residenti. Chi può chiude i negozi e scappa. Poi c'è la mappa dello spaccio senegalese, appunto, tra San Salvario, Corso Emilia, Corso Principe Oddone. Dopo i controlli sulle strade, anche i negozi del quartiere ispezionati dalle unità cinofile in cerca di stupefacenti a Torino. Lasciamo la Stampa, diamo un'occhiata al quotidiano nazionale. Giorno Nazione, Resto del Carlino, dove si parla molto di Grecia in prima pagina, in primo piano, con l'intervista al regista impegnato Konstantin Costa Gavras. È il film della svolta, dice il regista. Alexis Tsipras e Matteo Renzi salveranno l'Unione Europea. Salveranno l'Unione Europea, è il verbo interessante. Finalmente i giovani al potere, destra e sinistra si uniscano, perché non è più tempo di fare per il sottile. E lasciamo anche il quotidiano nazionale per andare a Repubblica, che anch'essa si occupa in primo piano di Grecia. Le promesse di Syriza costano 11 miliardi e mezzo, ma nelle casse di Atene ne rimangono soltanto 4, scrive Ettore Livini. Dalle misure sulla casa a quelle sulla sanità, sullo stipendio minimo, il programma di Tsipras, lo abbiamo visto ieri anche sul Sole 24 Ore, costa 11 miliardi e mezzo. Non ci sono soldi in cassa. Poi c'è la storia raccontata sempre su Repubblica da Carlo Bonini, a pagina 14, soldi alle madri in cambio dei figli. Ora lo Stato islamico punta sul jihad dei bambini. Una donna albanese è sparita da Milano con il suo piccolo per combattere in Siria. Viveva nell'Interland milanese. Il marito ha tentato di ritrovare il piccolo senza riuscirci. Il califfo al-Baghdadi chiama a sé ragazzini sotto i 10 anni e scommette sulla crescita di un paio di generazioni di guerriglieri coranici. Un'ennesima giovane donna ha lasciato l'Italia a dicembre per le bandiere nere dello Stato islamico. La sua storia non sarebbe che l'ultimo numero da sommare alle statistiche del Ministero dell'Interno sulla via italiana alla guerra santa, se non fosse per il bambino che ha portato con sé, il suo bambino, in un ratto che torna a raccontare dopo la vicenda del piccolo Ismail Tabud Mejinovic, trascinato da Belluno alla Siria dal padre, di cui sarebbe rimasto orfano, una generazione perduta di preadolescenti chiesti e consegnati al progetto demografico del califfato, carne e psiche tenere, malleabili, il cui valore, al mercato clandestino dei reclutatori islamisti, può arrivare a qualche migliaio di dollari. La donna si chiama V. È una cittadina albanese che aveva trovato a Lecco il suo posto, con un marito Afrim albanese come lei, 2 figlie e un terzogenito maschio. Poche settimane fa, prima che l'Europa venisse precipitata nelle stragi di Parigi, l'uomo si presenta ai carabinieri e racconta la storia di una fuga e di un inseguimento disperato e vano. La moglie, dice, è scomparsa dal giorno alla notte insieme al maschio più piccolo di casa, lasciandolo con le 2 femmine.
al culmine di un viaggio emotivo in cui l'ha vista trasformarsi in una sorella del jihad pronta al grande salto nel califfato, verosimilmente incoraggiata, aggiunge il marito, da una ricompensa in denaro che i reclutatori offrono a chi trascina con sé i propri figli. L'uomo allora decide di seguire la rotta che dalla Lombardia porta in Siria. Vuole riportare indietro lei e il loro bambino. Un posto di blocco dello Stato islamico lo convince che la sua corsa va interrotta, a meno di voler pagare con la vita. Della signora V e del suo bambino non c'è più traccia. Le indagini dei carabinieri sulla loro scomparsa sono come la ricerca del lago in un pagliaio, ma il racconto di Afrim, vedovo bianco del jihad, fa dire a una fonte del nostro antiterrorismo che sono proprio storie come questa a dare la misura della complessità della sfida dello Stato islamico. In questi mesi, dice la fonte, abbiamo avuto negli occhi le immagini crudeli di una propaganda che riprende un bambino col coltello in pugno alle spalle di 2 presunte spie russe qualche istante prima della decapitazione, e dunque pensiamo immediatamente allo scempio dei bambini soldati denunciato dalle Nazioni Unite, ma la verità è in qualche modo più spaventosa. Il califfato sta chiamando a sé bambini e bambine di 10 anni, scommette sull'educazione e la crescita di 1-2 nuove generazioni, prese anche dall'Occidente, dall'Europa. Il target di questo piano demografico forzoso non sono soltanto i combattenti che vengono dall'estero, ai quali viene garantito un welfare familiare e per i quali vige l'obbligo coranico che i figli maschi seguano le scelte del padre, ma anche, e in numero crescente, le giovani donne musulmane che vivono in Europa. A loro è destinato un manuale diffuso dallo Stato islamico in rete dal titolo Il ruolo delle sorelle nel jihad, un decalogo, un breviario che spiega come sia decisivo per le sorti del califfato costruire, a partire dall'età più tenera di un bambino, la sua identità di musulmano rispettoso della legge coranica, la Sharia. Il libro fa divieto alle madri di lasciar vedere la TV ai figli, prescrivendo un'educazione selettiva in rete, un palinsesto di video, DVD, social forum, tarato su un indottrinamento totalizzante, accompagnato da libri e giochi che fin dalla tenera età devono formare al combattimento, recita il testo, simularne le tecniche, costruire l'epica religiosa e sociale del Mujahideen in un format in cui realtà e propaganda si nutrono a vicenda, ben documentato da uno degli ultimi video postati sui forum jihadisti, intitolato I cuccioli dello Stato islamico, o dalla disturbante foto diffusa da Syria Deeply, in cui un bimbo, travisato nel Mefisto nero, tiene per i capelli di stoppa bionda una bambola in tunica arancio, di cui si prepara a spiccare la testa col coltello che impugna nella sinistra. Non c'è alcun dubbio, conclude la fonte, che la scommessa demografica dello Stato islamico dice molto della qualità della minaccia che abbiamo davanti, ma in qualche misura ne segnala una debolezza. Negli ultimi mesi di guerra lo Stato islamico ha subito perdite importanti, quasi 1500 mujahideen, il 5% di quella che stimiamo al momento come la forza complessiva del suo esercito, un'emorragia che il califfo sa che si protrarrà. La difesa del califfato richiede un costo di vite umane crescenti, scrive Carlo Bonini su Repubblica. A fronte di tutto ciò, prima della pubblicità, dobbiamo anche segnalare però la foto in prima pagina della Stampa sui curdi in festa per Kobane, liberata dallo Stato islamico. Migliaia in piazza in Turchia dopo la ripresa della città simbolo. Onore ai curdi, vergogna all'Europa. Ti amo, ma ti lascio. Anzi, ti rottamo. Se ami la tua pelle, Rottama il tuo vecchio fondotinta. Portalo in farmacia. Subito per te il 20% di sconto su un nuovo fondotinta Vichy. Sconto minimo consigliato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido dal 15 gennaio al 15 aprile 2015. Farmacie aderenti su vichy.it. Da MediaWorld c'è la Hot Price Week, la settimana dei prezzi più forti. Un esempio? iPad mini 2 con display Retina 16 GB Wi-Fi a €269,99, solo dal 29 gennaio al 4 febbraio. MediaWorld. Voglio il mondo. Costruisci il futuro della tua impresa. INAIL riconosce una riduzione del premio assicurativo alle aziende con dipendenti attive da almeno 2 anni che hanno realizzato nell'anno precedente interventi di prevenzione per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quelli previsti dalla normativa. Presenta la domanda entro il 2 marzo 2015. Informati su inail.it. INAIL sostiene le imprese che investono nella sicurezza dei lavoratori.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 8:33. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi ancora stabile, ma domani una perturbazione transiterà lungo la barriera alpina. Previsioni: oggi soleggiato, a tratti passaggio di nubi alte, asciutto, temperature senza variazioni. Domani aumento della nuvolosità fino ad avere cielo coperto. Nel pomeriggio e in serata precipitazioni deboli con neve fino a 500 metri e nella notte neve fin sulla pianura. Venerdì al mattino ancora molto nuvoloso, coperto con residue precipitazioni, poi asciutto con un veloce miglioramento nel pomeriggio. Sabato tendenza in parte soleggiato, asciutto, temperature in aumento. Domenica passaggi nuvolosi a tratti estesi, asciutto. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. I see trees of green, red roses too. I see them blue
Torniamo brevemente a Repubblica per ancora 2 segnalazioni. Dalla pagina economica: immigrati, un tesoro da 123 miliardi, i dati della Fondazione Leone Moressa sul prodotto interno lordo creato ogni anno dai lavoratori stranieri. È l'8,8% del totale nazionale. Quasi il 50% è prodotto nel settore servizi, il 27% concentrato in Lombardia. Tasso di occupazione degli immigrati al 57%. I dati forniti dalla Fondazione Leone Moressa sono i seguenti: 123 miliardi di euro, l'8,8% della ricchezza del PIL italiano è prodotto da 2.400.000 occupati stranieri. Tasso di occupazione degli stranieri 57,1% rispetto al 41,8% degli italiani. Gli stranieri rappresentano il 10,8% dei lavoratori totali. Dal che salta all'occhio una prima osservazione: il 10,8% dei lavoratori produce l'8,8% del prodotto interno lordo, cioè meno, diciamo così, rispetto al numero di lavoratori, meno produttivo per così dire. Da che si può dedurre anche un'altra cosa, volendo in linea teorica, ovvero che se i lavori fossero pagati normalmente il PIL sarebbe superiore e sarebbe prodotto magari non da stranieri, però qui possiamo aprire i dibattiti e le interpretazioni. Il numero certo è che, secondo i dati della Fondazione Moressa, il 10,8% dei lavoratori stranieri, il 10,8% dei lavoratori sono stranieri sul totale e produce l'8,8%, cioè meno del prodotto interno lordo. Infine, dalla pagina milanese di Repubblica, la notizia che riguarda il caso Penati, dove sono diventati tutti muti: non vedo, non sento e soprattutto non ho visto, non ho sentito e soprattutto non parlo. È la linea difensiva dell'architetto Sarno, che secondo i pubblici ministeri era il collettore delle tangenti di Penati. Al processo Penati, Sarno non svela i misteri dei conti, perché gli inquirenti hanno rilevato che le cose non tornano, però l'architetto Sarno non parla più, anzi ha rinnegato, si è rimangiato tutto quello che ha detto prima. Metà del suo denaro all'estero risulta sparito, dicono gli inquirenti. La replica dell'accusato: io non vedo, non sento, non parlo, non ho mai nascosto i soldi. Piero Di Caterina venne nel mio studio col presidente Penati, era molto agitato. Sto fallendo, ho bisogno di riavere i miei soldi, urlava. Parole dell'architetto Sarno, considerato dalla procura il collettore delle tangenti per Filippo Penati, sindaco di Sesto, presidente provincia di Milano, candidato in regione Lombardia, braccio destro di Bersani. L'architetto Sarno ricorda in udienza quell'incontro 13 febbraio 2008. Il pubblico ministero Franca Macchia, che insieme al collega Walter Mappelli ha condotto le indagini sul sistema Sesto San Giovanni, chiede perché Penati porta Di Caterina e la sua richiesta di soccorso proprio da lui, da Sarno. Perché Penati mi aveva dato del lavoro, aveva dichiarato l'architetto nell'interrogatorio 4 febbraio 2013. Ieri Sarno ha cambiato completamente versione. Non lo so, ha detto, me lo sono chiesto anch'io. Era la prima volta che il presidente veniva nel mio ufficio. A Di Caterina diceva: vedrai che Sarno ti aiuterà a trovare un compratore. Ho pensato che portandolo da me tentasse di tranquillizzare Di Caterina, che gli chiedeva una mano per avere i soldi che l'ATM doveva alla sua società di autobus. Cioè un presidente di provincia, un sindaco, che accompagna da uno che non ha mai visto prima, cioè perché Sarno si è dipinto così: io non ho mai avuto niente a che fare con Penati e se ho raccolto i soldi li ho dati a lui solo per simpatia miei e di altri imprenditori, però non lo conoscevo quasi Penati, manco sapevo chi fosse. E quello lì che manco conosci ti porta un tizio che vuole riavere i suoi soldi, anche se non ti conosceva. È credibilissima la storia. Per il pubblico ministero la versione che oggi Sarno dà di quell'incontro è totalmente inverosimile, ha detto il PM. Anche perché, continua l'accusa, 9 mesi dopo lo studio dell'architetto ospiterà l'incontro tra Di Caterina e Binasco, gruppo Gavio, finalizzato alla firma del famoso preliminare su un immobile che garantirà a Di Caterina 2 milioni di caparra senza che la vendita si perfezioni. Era il trucco, diciamo così, escogitato secondo i PM per far avere i soldi a Di Caterina. Di Caterina è imprenditore che finanziava il partito, Penati e il suo partito. Dopodiché, per riavere i soldi, si inventano sta finta vendita di immobile con caparra. La vendita non si realizza, però la caparra la incassi.
Perché il gruppo Gavio fa questo favore a Penati? Perché era stato super beneficiato con l'acquisto della Serravalle, l'autostrada, che la provincia di Penati gli ha strapagato al gruppo Gavio con 180 milioni di super profitto. Quindi si è sdebitato, diciamo così, facendo un favorino a Penati e al suo finanziatore. Secondo i pubblici ministeri, ma adesso non vede, non parla e non sente più nessuno. Binasco aveva un appuntamento in zona e la giustificazione dell'imputato, Sarno. Così si sono incontrati da me. È tutto casuale. Penati non lo conosceva, ma gli porta lì di Caterina. Poi, dopodiché, Binasco, gruppo Gavio, c'ha un appuntamento in zona e dice: mo da chi vado? Ha preso l'elenco del telefono, è caduto sull'architetto Sarno, ha detto: andiamo da questo Sarno, anche se non lo conosco. Però quel preliminare viene trasmesso a Sarno, contesta l'accusa, ed è Sarno a portare l'assegno da 2 milioni di euro a Di Caterina. Binasco mi chiese, ha detto l'architetto Sarno, se potevo portarlo io da Di Caterina perché doveva scappare a Tortona. È stato un favore del tutto occasionale. Ma voi vi rendete conto in tribunale cosa sta andando in scena a Monza? All'architetto Sarno, indagato per corruzione, concussione e finanziamento illecito insieme a Penati e 10 altri imputati, viene anche chiesto di spiegare movimenti di denaro nei suoi conti. Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato che i suoi fornitori, dice il PM all'imputato, restituiscono su un conto in Svizzera i soldi che lei ha versato loro in precedenza. Negli anni di riferimento escono dai conti del professionista 1.200.000 euro, ne tornerebbero indietro dagli stessi fornitori circa 600.000. Perché metà del denaro versato all'estero non risulta da nessuna parte? Dove sono andati a finire quei soldi? Chiedono il PM. Ma Sarno nega che vi siano provviste nascoste all'estero create per Penati. Siamo di fronte a un processo senza prove, commenta alla fine Penati. L'accusa in 2 anni non ha portato alcun riscontro a quel che dice. Però i conti in uscita, sì, quelli li hanno analizzati. Dove sono finiti i soldi? Chiede giustamente il PM. Non vedo, non saccio, non sento, non parlo. Niente ho visto, niente parlo, niente dico. A Sesto San Giovanni, no, a Reggio Calabria. E all'interno del finanziamento a un partito ben preciso che è inutile nominare. A proposito di partiti, Libero ci racconta, il simbolo lo trovate a pagina 6. Certo che da un uomo del lusso, delle cose eleganti e compagnia bella, come Diego Della Valle, ci si aspettava almeno che creasse un partito con un simbolo un po' più charmant. È orrendo il simbolo, si può dirlo? È orrendo il simbolo del nuovo partito creato da Diego Della Valle, già amico di Mastella e compagnia bella, e adesso titolare di un proprio partito. Si chiama Noi, bello in grande, Italiani, su sfondo giallo e col tricolore a far da contorno. L'irresistibile richiamo della casta, anche Della Valle si fa il suo partitino, scrive Libero in prima pagina con Nino Sunseri. È proprio bello il simbolo di Noi Italiani, a pagina 6 di Libero. Mentre a pagina 8 del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Francesco De Dominicis si occupa della Grecia, dell'euro, debito per sempre, Tsipras troica, il finale è già scritto, il rimborso del debito rinviato di decenni, gli oltre 250 miliardi di titoli greci in mano a Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale saranno rinegoziati con interessi più bassi. I problemi sorgeranno dopo luglio. 60 miliardi di bond acquistati da privati. E commenta Davide Giacalone, sempre sul Libero, se Atene esce dalla zona euro, se la prendono Russia e Cina. La questione non è solo economica ma geopolitica. La Grecia si trova in un crocevia importante tra Occidente e Medio Oriente. Molti vogliono inserirsi per giocare il loro ruolo. E ancora da Libero, Francesco Borgonovo si occupa invece dell'offensiva islamica e di Charlie Hebdo, ormai dimenticato, come era ampiamente prevedibile. Ormai sono alle porte e il nostro governo dorme. La reazione italiana contro il pericolo islamico si è limitata all'espulsione di un paio di sospetti che scrivevano sul web. Del decreto antiterrorismo si sono perse le tracce. Lasciamo Libero per andare al Giornale, anche qui impazza la Isoardi che si confessa, mi sto vedendo con Salvini, e però per quanto concerne la presidenza della Repubblica ci sono 3 papabili: Vittorio Feltri, giornalista del Giornale, l'imprenditore Bernardo Caprotti, 89 anni, fondatore di Essolunga, una catena di 140 supermercati, e Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, già ambasciatore e ministro degli esteri nel governo Monti. Feltri, Caprotti e Terzi è la terna di Lega e Fratelli d'Italia che spariglia i giochi.
I due partiti uniti puntano su una figura carismatica che possa guardare anche alla galassia anti-euro. Fra i tre, a occhio e croce, e Caprotti, nonostante gli 89 anni. Però ne ha davanti 7 ed arriva a 96. È pur sempre una sfida contro l'anagrafe e il tempo. E in ogni caso è uno bello tosto, Caprotti, è uno veramente in gamba. È lecito dirlo. Fa niente, ormai l'ho detto. A pagina 14 invece del giornale, Gianni Calessin si occupa del califfato islamico sempre più vicino, l'ISIS davanti alle nostre coste. Vi invadiamo con i migranti. Il nostro governo non fa nulla. Attentato jihadista fa strage in un hotel a Tripoli. Un documento teorizza infiltrare i barconi. Altro che la smentita di se stesso del ministro Gentiloni. C'è un documento che lo dice chiaro. Anche con i barconi facciamo arrivare i terroristi in Europa. Ce ne sono già abbastanza, peraltro, anche qui. Matteo Renzi se ne ricorda di tanto in tanto e ogni volta promette d'affrontare il problema, salvo poi lasciare affondare la questione Libia nell'oblio, scrive Michalessin. Ma mentre il nostro governo raramente ne parla, lo Stato islamico continua la sua manovra di avvicinamento alla penisola. Così ieri, ma basta guardare una cartina, a 1 ora e mezzo di volo da Milano c'è la Libia, a pochissimi chilometri braccia di mare c'è l'Italia rispetto alla Libia. È vicinissimo lo Stato islamico, non è lontano. Lo Stato islamico si avvicina alla penisola. Ieri l'ISIS ha reso noto un piano per sbarcare in Europa sfruttando quei barconi sui quali, secondo il nostro governo, viaggiano solo innocenti, innocui immigrati. Nei piani dell'ISIS, contenuto in un rapporto non verificabile ma attribuito dai media libici allo stesso Stato islamico, quei barconi sono il mezzo più veloce per arrivare in Europa e trasformarla in un inferno, c'è scritto nel documento. Stando al rapporto, l'ISIS punta a superare i punti di sicurezza marittimi e raggiungere il cuore delle città. Se sfrutteremo questo canale sviluppandolo in modo strategico, scrivono gli autori del rapporto, la situazione del sud dell'Europa diventerà un inferno. In attesa che gli analisti della nostra intelligence esaminino il documento e capiscano se preoccuparsi o no, l'Italia può comunque rivendicare il poco invidiabile primato di primo paese occidentale adiacente ai territori del califfato. Ieri mattina una cellula dell'ISIS ha colpito a Tripoli. L'altro articolo, inchiesta di Fausto Biloslavo, a pagina sempre 14 de Il Giornale, è sugli imam non controllati nelle carceri italiane. Sono quasi 200 contro i 9 autorizzati dal Ministero dell'Interno. Cioè il Ministero dell'Interno ne ha autorizzati 9, ce ne sono 181 fai da te che operano nelle carceri italiane. Provate voi a entrare comunque in un carcere. Io sono mesi che sto chiedendo ai direttori del carcere di Opera e di Bollate di poter entrare, come ha fatto Bruno Vespa, a parlare con Olindo Romano e Rosa Bazzi. Da prima mi hanno detto no, adesso manco rispondono più i direttori dei due carceri. Alla richiesta, a questo punto non solo di un giornalista, di una persona, di incontrare altre 2 persone. E abbiamo 181 imam non autorizzati che entrano e escono dal carcere come gli pare a loro. Rischio proselitismo a opera dei terroristi islamici. La notizia veramente dell'incredibile è a pagina 14 de Il Giornale. Sabato scorso a Pisa un detenuto islamico ha devastato la sua cella cercando da aizzare altri compagni nel nome di Allah. 2 giorni prima, durante una rissa, alcuni musulmani nel carcere di Padova inneggiavano allo Stato islamico. Fra gli ultimi 9 elementi pericolosi espulsi dall'Italia da fine dicembre, compare il tunisino Dridi Zabri, che aveva appena finito di scontare una pena del 2010 per terrorismo internazionale e favoreggiamento immigrazione clandestina. Era detenuto a Rossano, dove sono concentrati una decina di terroristi del Jihad. Su 17.462 stranieri detenuti in Italia, 5.786 sono quelli osservanti musulmani. Negli ultimi 10 anni il numero delle moschee in carcere è esploso. Nel 2009 erano 120 gli istituti dove non si pregava Allah, rispetto ad oggi, che sono solo 18, dove non si prega Allah. Secondo il rapporto febbraio 2014, intitolato Le moschee in carcere, che si riferisce all'anno precedente, sono 132 le carceri dove si prega rivolti alla Mecca. Le moschee ricavate in carcere sono pure aumentate a 52 su 202 carceri censiti. Il rapporto del Ministero di Giustizia lancia l'allarme.
Gli istituti di pena costituiscono luogo, recita il rapporto, dove gli estremisti possono creare una rete, reclutando e radicalizzando nuovi membri attraverso il proselitismo. L'aspetto più grave, scrive Biloslavo, è che fra i detenuti sono spuntati come funghi gli imam fai da te. Nel 2013 erano ben 181. Nonostante i terroristi islamici in cella siano in gran parte rinchiusi a Rossano, anche nei circuiti comuni vi possono essere detenuti integralisti di spessore. Infine, sempre dal giornale, l'articolo di Luca Fazzo su Abu Omar, ex predicatore a Milano, oggetto di un rapimento della CIA e relativo processo. Il terrorista Abu Omar fa il macellaio al Cairo, l'Italia lo lascia libero. Condannato per i servizi è pericoloso. Grazie agli accordi con l'Egitto l'estradizione sarebbe possibile, ma Roma non lo chiede, scrive Fazzo. Lasciamo poi il giornale con un'ultima segnalazione, l'articolo sul giallo di Brembate. L'accusa vacilla, titola il giornale. Il DNA può mentire, ignoto uno non è Bossetti. Quello che per quasi 4 anni si considerava un giallo irrisolvibile, all'improvviso, quasi miracolisticamente risolto, si ritrova di nuovo nella nebbia. Trattasi del caso Yara Gambirasio, scrive il giornale senza firma. La storia atroce di un delitto inspiegabile che un'indagine tanto monstre quanto goffa ha trasformato giorno dopo giorno in un infinito feuilleton investigativo giudiziario. Tra sospetti frettolosi, interi paesi finiti in laboratori d'analisi, storie di amori, presunti tradimenti scoperti con generazioni di ritardo e approssimativi arresti, ora si scopre che anche il DNA mente, o meglio, la prova regina che incastrerebbe Bossetti sembra non reggere più. Eccolo qua, l'ennesimo colpo di scena, la sconvolgente verità capace di distruggere il teorema della procura di Bergamo, in primis quello della pervicace PM Letizia Ruggeri, scrive il giornale. Sul corpo della vittima, stando a una relazione del consulente della procura stessa, non c'è traccia del DNA mitocondriale di Massimo Giuseppe Bossetti, in carcere dal 16 giugno. Le tracce rilevate sugli slip di Yara potrebbero far pensare a un nuovo, sconosciuto killer o anche lasciare ipotizzare la presenza di un ignoto 2. Se possibile, le cose si complicano ulteriormente, stavolta in maniera irresolubile. Non ci sono più campioni da sottoporre a nuovi eventuali rilievi. Sono esauriti. È uno dei passaggi della relazione di 113 pagine firmata da Carlo Previdere, responsabile laboratorio genetica forense dell'Università di Pavia. Insomma, scrive il giornale, non ci potrà più essere un incidente probatorio davanti alla difesa di Bossetti. Basta arrampicarsi sugli specchi, Bossetti va scarcerato, quasi urlano i difensori del muratore arrestato in giugno, confortati dalla perizia di Previdere, dalla quale si evince che il DNA mitocondriale dell'accusato, estratto dal campione 31G20 della relazione del RIS, la traccia cioè trovata sugli slip della vittima, non coincide con quello di ignoto 1. Lo scrivono nero su bianco i RIS in una tabella dove, oltre al DNA della vittima e dell'indagato, c'è una stringa di dati che potrebbe restituire informazioni genetiche in linea materna di un ceppo familiare di cui nulla si sa al momento. La partita la giocano ora gli scienziati, conclude il giornale, e resta apertissima. Il DNA nucleare è l'unico che permette di identificare con certezza un soggetto. È come le impronte digitali, è quello che è servito a identificare ignoto 1. Non ci sono dubbi sulla presenza di queste tracce e sulla corrispondenza con Bossetti, dice il genetista Giuseppe Novelli, Università di Tor Vergata, Roma. Proprio qui è stato eseguito il calcolo biostatistico sul profilo nucleare per ricostruire i rapporti di parentela messi in luce dall'indagine. Lasciamo però il giornale e andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Trattativa Stato-Mediaset, l'ultimo ricatto di Berlusconi, titola il Fatto. Berlusconi tiene appeso il Premier e rinvia a oggi l'incontro. Sul Quirinale si gioca tutto, con le larghe intese il valore del biscione è salito di 3 miliardi. Ora il Caimano vuole vendere per passare all'incasso. Infatti a pagina 3 c'è l'articolo di Giorgio Meletti e Carlo Tecce, ecco l'effetto Nazareno. Mediaset è già in vendita, il valore di borsa si è triplicato nell'ultimo biennio. Da Arcore si punta a capitalizzare prima che le TV diventino un problema per gli eredi di Berlusconi. Il protagonista atteso a tirare sul prezzo è Vincent Bolloré, presidente di Vivendi e proprietario di Canal+.
Publitalia 80 incassava 3 miliardi nel 2007, epoca Florida. Ora resiste a fatica arrivando a malapena a 2. Il calo della pubblicità. Mediaset è in vendita, scrive Il Fatto. La resurrezione di Lazzaro è invece il titolo dell'articolo di Marco Travaglio in prima pagina. Può darsi che, come dice Renzi, senza precisare la settimana, sabato avremo il presidente, nel qual caso il premier avrà vinto la partita, chiunque sia il prescelto, che comunque sarebbe frutto del patto del Nazareno, dunque un impresentabile. Giuliano Amato, e ho detto tutto, o Fassino, quello del giro quagliotti greganti e del siamo padroni di una banca, o Finocchiaro, zarina di tutti gli inciuci con marito imputato, o Chiamparino, che negli anni pari fa il politico, nei dispari il banchiere. Roba così, scrive Travaglio. Se invece al quarto scrutinio il Renzusconi non superasse il quorum, inizierebbe il massacro. Renzi a quel punto potrebbe giocare un'altra carta, sempre con Berlusconi, oppure rivolgersi ai 5 Stelle, i quali stavolta non avranno un candidato di bandiera come nel 2013 fu Rodotà, per la proterva insipienza del vertice PD. Per non ridursi al ruolo di spettatori e giocare la partita, Grillo, Casaleggio e il direttorio chiedono al PD una rosa di nomi da sottoporre agli iscritti. Renzi non li degna di risposta, confermando ciò che abbiamo sempre sostenuto: è lui, non loro, a rifiutare il dialogo. Però alcuni spiriti liberi del PD alle email hanno risposto col nome di Prodi. È probabile che Prodi risulti, agli occhi della loro base, sebbene sia un padre dell'euro, il meglio o il meno peggio della compagnia cantante. È quel che non capiscono i 9 sciocchini che ieri si sono sfilati dal Movimento 5 Stelle per andare da Renzi. A quel punto per Renzi sarebbe un bel problema. Come potrebbe giustificare davanti alla sua base un no a Romano Prodi per non dispiacere al Caimano? L'uomo è capace di tutto, ma c'è un limite. Quel limite potrebbe essere Prodi, scrive Marco Travaglio. Se alla fine Prodi salisse al Quirinale, Renzi potrebbe comunque intestarsi la vittoria, si riconcilierebbe con gli elettori del PD che da mesi ingoiano guano, ricompatterebbe il PD e il centrosinistra, metterebbe in sicurezza la maggioranza del suo governo, relegherebbe Berlusconi all'angolo. Il Caimano fiuta il pericolo. Ieri ha fatto il ritrosetto, non per rompere, ma per alzare la posta del ricatto. Se Renzi invece perseverasse col Nazareno, la resurrezione di Lazzaro sarebbe completa e tutti capirebbero che il patto è ben più inossidabile e inconfessabile di quel che si racconta in giro. Un patto di mutuo soccorso fra il pregiudicato e lo spregiudicato, ma anche di mutuo governo e mutui affari. Condono fiscale con salvacondotto a Berlusconi, regali a Mediaset sulle frequenze, legge regalo a Banca Etruria e alla famiglia Boschi. Ai tempi di D'Alema, Guido Rossi, conclude Travaglio, paragonò Palazzo Chigi a una merchant bank dove non si parla inglese. Stavolta l'inglese lo si parla, viste le fughe di notizie in quel di Londra. Alla fine potrebbe chiudersi questa partita cruciale. Berlusconi, che di nuovo a piede libero, i servizi sociali scadono a marzo, entra nella maggioranza ufficialmente, forse nel governo, in attesa di agibilità politica, salvacondotto fiscale o grazia del nuovo presidente scelto anche da lui. E intanto regolare i conti a destra. L'orrendo Italicum, votato ieri al Senato, gli sta a pennello. Il premio di maggioranza alla lista, che arriva al 40%, costringerà i partitini a rientrare all'ovile di Arcore per non sparire e gli consentirà, se arriverà secondo, di nominarsi tutti i deputati, cioè i capilista bloccati, a cui solo chi arriverà primo aggiungerà qualche decina di eletti con le preferenze. Ma di questo passo non è escluso che arrivi primo. Pare un film horror, il ritorno dei morti viventi, ma è così. Complimenti al regista, scrive Travaglio. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono 2. C'è la nuova Golf TG, che con soli 3,50 € ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Variant TG, la prima Golf Station Wagon a metano. E con progetto valore Volkswagen, tu è da 169 € al mese, TAN 3,99, TAIG 5,65, anticipo 6.250 €. E dopo 3 anni puoi rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Scopri nuova Golf TG e nuova Golf Variant TG, il metano secondo Volkswagen.
Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura e assapori il risparmio fino al 40%. Da domani, uva bianca senza semi in confezione da 500 grammi a €1,29 e arance tarocco IGP in rete da 1,5 kg a solo €1,49. È solo freschezza e qualità, solo da Lidl. Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Lidl, anch'io. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e domenica in tutte le concessionarie Fiat. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo al Fatto Quotidiano, a pagina 5 c'è un'intervistona a Ciriaco De Mita. Caro Renzi, non si fa così un Presidente della Repubblica. Dice De Mita, Sergio Mattarella è una persona per bene, uno che si dimise davvero contro la legge Mammì che salvò Berlusconi. Quando pensai a Cossiga vi assicuro che non era ancora diventato matto, ricorda De Mita. Gli eventi accadono indipendentemente da coloro che pensano. Per questo i cattolici prima degli eventi pregano, dice Ciriaco De Mita nell'intervista a Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano. Mentre, sempre dal Fatto, va segnalata nella pagina economica l'intervista all'ingegnere rovinato da una legge fascista. Un tribunale vieta alle società di professionisti di lavorare per i privati. In molti rischiano il licenziamento. L'ingegnere Mauro Esposito negli uffici della sua società. La battaglia è tecnica e si gioca su cavilli fascisti. È quello che terrorizza le circa 6.000 società di ingegneria risale a una legge fascista del 1939, asse portante delle norme razziali di Mussolini, il divieto per ingegneri e tecnici che si mettono in società di lavorare per committenti privati. Per impedire agli ebrei di nascondersi dietro società anonime, il Duce ne aveva vietato la Costituzione. Divieto abrogato nel 97 dalla legge Bersani, nel 98 dalla Merloni, ma che il Tribunale di Torino a fine 2013 ha incredibilmente rispolverato con una sentenza esplosiva. I decreti attuativi delle due leggi non sono mai arrivati e quindi le norme fasciste sono ancora valide, almeno fino al 2011. In pratica si può costruire il Mose, ma non, come invece è accaduto, lo Juventus Stadium e tanti altri progetti. In caso di contenzioso potrebbero saltare decine di contratti. Una lettura assurda, quella del Tribunale di Torino. Lo contestano le migliaia di società di ingegneria. Non così per gli ordini professionali, contenti di poter sfruttare un assist per limitare il mercato alle sole società di iscritti all'albo. A più riprese il governo ha provato a risolvere il pasticcio, le lobby hanno bloccato in extremis ogni tentativo, lasciando il settore nel limbo. Tutto nasce dalla ME Studio di Mauro Esposito, società di ingegneria di Caselle torinese. Nel 2010 ottiene un appalto privato da €1 milione per progettazione e direzione lavori di un immobile. Passano pochi mesi, il committente sospende i pagamenti. Parte il contenzioso. Sentenza 2013. Il contratto è nullo, scrive il giudice, perché le società di capitali non possono svolgere attività di ingegneria per clienti privati. Legge fascista del 1939. Il Tribunale impone poi alla ME Studio di restituire l'incasso di €360.000 più gli interessi. In pratica la società è in fallimento. Siamo già stati costretti a vendere tutte le quote, dice Esposito, perdendo 50 posti di lavoro e un fatturato di €12 milioni. La storia è raccontata appunto incredibilmente a pagina 13 del Fatto Quotidiano. A pagina 15 c'è un'altra storia interessante raccontata da Gianni Barbacetto, Expo e dintorni è il titolo del pezzo, dove in realtà si parla però principalmente di Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, adesso se ne va, senza tribunale, ma con la Villa d'Oro, casa popolare, perché la giustizia è uguale per tutti e il popolo è sovrano. Livia Pomodoro saluta il Palazzo di Giustizia di Milano. Nelle prossime settimane, per raggiunti limiti di età, lascerà l'ufficio di presidenza del Tribunale di Milano. Potrà dedicare più tempo alla sua passione, il teatro, continuando a gestire il teatro Nochma, da lei sviluppato nella memoria della sorella, attrice e regista.
si potrà occupare anche di Expo, insediandosi nel nuovo ufficio, nella sede della Camera di Commercio, come presidente del Milan Center for Food, Law and Policy, cioè il centro di Milano per il cibo, la legge e la politica. Bello, eh? Il centro di documentazione e studio sulle norme in materia di alimentazione, nato per iniziativa di Expo SPA, Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio. Perdi una poltrona? Se sei di quelli che contano, che sono nel giro giusto, ne trovi subito un'altra, anche se c'hai 70, 72, 73, 75, 80 anni, non è un problema. Viva il rinnovamento! Il cambio al vertice del Palazzo di Giustizia non sarà privo di effetti, scrive Barbacetto, nel campo della politica giudiziaria innanzitutto e della gestione del Tribunale, ma avrà anche una conseguenza residenziale, perché Livia Pomodoro sarà costretta a lasciare la bella villa dove abita. Una storia che vale la pena raccontare, scrive Gianni Barbacetto. Dentro il Palazzo di Giustizia il successore designato è Claudio Castelli, tra i leader di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra che garantirebbe la continuità della gestione. Altri concorrenti: Anna Maria Gatto, la giudice del processo Ruby 2 e Nicole Minetti, Lele Mora e Emilio Fede, Marina Tavassi, che ora dirige la sezione di diritto d'impresa, Roberto Bichi, già presidente vicario del Tribunale. Sarà il CSM a decidere tra gli 8 candidati. Intanto però Livia Pomodoro dovrà fare le sue scelte. È la casa che potrebbe darle qualche preoccupazione. La professoressa dottoressa Pomodoro abita dal 2009 in una villa Liberty, che fa parte di un quartierino di 12 villette nella zona tra Porta Venezia e Viale Romagna, una bellissima inaspettata isola di verde in mezzo ai palazzi milanesi. Sono case dell'Aler, l'ente controllato dalla regione che gestisce le case popolari. Poi la regione, insieme al comune a Expo, nomina la Pomodoro all'Expo, ma questo è un altro paio di maniche. Si tratta dunque della casa popolare e della presidente del tribunale. Peccato che la casa popolare sta tra Porta Venezia e Viale Romagna, siamo praticamente in centro, ed è una villa Liberty. Certamente non è la casa popolare di Piazza Selinunte, diciamo così. Queste sono di solito le case popolari, casermoni in quartieri di periferia, scrive appunto Barbacetto. Ma l'Aler, case pubbliche, possiede anche immobili di pregio, come le villette dove abita la presidente uscente del tribunale, che hanno una storia particolare che ha a che fare con Expo, che è la prossima poltrona dove va la Pomodoro uscente dal tribunale. Nel marzo 2009 Aler sottoscrive una convenzione con Infrastrutture Lombarde SPA, la potente holding della regione, guidata da Anton Giulio Rognoni, che sarà poi arrestato a marzo scorso con le accuse di turbativa d'asta e associazione a delinquere anche in rapporto agli appalti Expo. Aler da anni fatica a far quadrare i conti e non riesce a gestire i suoi immobili popolari. Oggi ha un buco di bilancio di 350 milioni di euro, più 240 milioni di crediti incagliati con gli inquilini, 23.000 famiglie in attesa di ricevere una casa popolare. Tuttavia, l'Aler affida le sue perle, le villette Liberty a un passo da Porta Venezia, a Infrastrutture Lombarde di Rognoni, in diritto d'uso gratuito per 20 anni. Infrastrutture Lombarde, la società regionale, si impegna a ristrutturarne 4 e a destinarle all'affitto per alte personalità pubbliche anche in vista di Expo 2015. 2 villette accostate e gemelle nell'ambito del progetto di destinazione degli immobili. 2 villette sono assegnate a Livia Pomodoro, con contratto stipulato da Infrastrutture Lombarde, la holding della regione Lombardia, nel 2009, anche in ragione, recita il contratto, della particolare tutela di cui è assegnataria in quanto nota personalità. Il contratto d'affitto dura 6 anni, canone annuo 35.000 euro per oltre 300 metri quadri su più piani con annesso giardino. La ristrutturazione con costo superiore ai 700.000 euro l'ha fatta la Pomodoro? Certamente no, l'ha fatta la regione con Infrastrutture Lombarde, 700.000 euro per ristrutturare la casa della dottoressa Pomodoro, una volta che in realtà è casa dell'Aler, a lei affittata. Una volta lasciata la presidenza del tribunale, il contratto risulterà rescisso perché l'immobile è destinato a soggetti ricoprenti cariche di rilievo istituzionale, in ragione delle peculiari esigenze di protezione e sicurezza,
Lo svolgimento di un incarico istituzionale da parte dell'utilizzatore, cioè di chi va ad abitare in questo gioiello Liberty, è ristrutturato dalla Regione, è condizione essenziale per l'efficacia del contratto, lo dice il contratto medesimo. Nel caso in cui l'utilizzatore, cioè la Pomodoro in questo caso, dovesse non più ricoprire carica di rilievo istituzionale, il contratto si risolverà e l'utilizzatore dovrà lasciar libero l'immobile entro 24 mesi, cioè 2 anni, dalla cessazione della carica. 2 anni. Il contratto aggiunge però che l'utilizzatore potrà comunque conservare l'uso dell'immobile anche oltre il predetto termine di 24 mesi, 2 anni, laddove a Infrastrutture Lombarde non siano pervenute richieste di uso dell'immobile da parte di soggetti ricoprenti cariche di rilievo istituzionale. Del resto, Livia Pomodoro, nell'anno dell'Expo, sarà presidente del Milan Center for Food, Law and Policy, con base in quella Camera di Commercio che ha già avuto l'incarico senza gara per realizzare il sito web del Tribunale di Milano. Che belli intrecci! In ogni caso, Aler, per fare cassa e alleggerire i debiti, ha avviato un piano vendita degli immobili da offrire a prezzo di favore agli attuali inquilini. Nel piano sono comprese, si domanda Barbacetto, anche le villette Liberty di Porta Venezia? Niente male questa storia. Milanese. Lasciamo il Fatto Quotidiano per andare invece a Italia Oggi. Qui si segnala l'articolo di Riccardo Ruggeri, il Cameo, la sua rubrica su questa questione. Ormai non c'è più trippa per gatti, il quantitative easing preparato da Draghi è l'ultima chance che viene fornita ai paesi del sud Europa, mentre a pagina 10 di Italia Oggi l'articolo di Laura Magna sulla Grecia. Se uscisse dall'euro sarebbe un disastro. Ecco perché Tsipras, cambiando musica dopo la vittoria, sta escludendo l'uscita della Grecia dall'euro. Syriza potrebbe però attenuare gli eccessi della Troika. E scrive Diego Gabutti, sempre su Italia Oggi, la Grecia anche prima della grande crisi era una nazione di disoccupati, ma con uno stipendio pubblico a fine mese. Infine, da Italia Oggi, a pagina 14, l'articolo di Domenico Cacopardo, sono prove di assalto allo Stato, quanto è successo sabato scorso a Cremona. Sottovalutando la situazione, la città è stata lasciata in mano ai violenti, 24 pullman di facinorosi e un prefetto che guarda altrove. Non è stato un gruppo di sbandati antagonisti spinti da un'errata concezione della democrazia e del diritto di manifestare quello che ha messo a ferro e fuoco la città di Cremona sabato 24 gennaio. Non un sottobosco di disadattati, disoccupati, arrabbiati, studenti, rivoluzionari, anarchici, bombaroli. È stata una comunità parallela, un'Italia capace di nascondersi e di ricomparire, un'Italia illegale, come è illegale l'Italia di mafia, camorra, 'ndrangheta e Corona Unita. Un'Italia illegale come quella delle cooperative Onlus e ONG che speculano su immigrati e zingari, sulla situazione di bisogno estremo di decine di migliaia di uomini, come è illegale l'Italia dello spaccio e dell'usura. Con la differenza che parte di questa comunità ha un'idea politica di assalto allo Stato, cioè al simulacro che è rimasto dello Stato, e l'ha mostrato a Cremona. Dopo Genova, la Valsusa, Roma, Napoli. Il governo, l'establishment governativo, i partiti, i sindacati, scrive Cacopardo, sono stati incapaci di controllare le contestazioni violente scatenate per esercitarsi in vista di obiettivi più ambiziosi. Le occupazioni abusive di case popolari a scapito di legittimi assegnatari, le occupazioni abusive di stabili privati da trasformare in luoghi extraterritoriali di spaccio, di fumo e di alimentazione di movimenti più o meno rivoluzionari, rifugio di drogati e latitanti. L'occasione: manifestare contro i neofascisti di Casa Pound per chiedere la chiusura della sede cittadina, una ritorsione contro gli incidenti del 18 gennaio già accaduti tra i due gruppi antagonisti, che avevano condotto un esponente dell'autonomia, Emilio Visigalli, in ospedale in gravi condizioni. Una cosa nello stile delle marce punitive repubblichine, che testimonia l'intollerabile confusione mentale e etica delle estreme che si fronteggiano in Italia. A Cremona, nella dolce città del violino, si era capito fin dal mattino cosa stava per succedere. All'inizio la solita manfrina della politica ufficiale, l'ammansimento dei capi della manifestazione. Ecco, vedete come siamo democratici? Potete fare la vostra manifestazione pacifica.
a scopo preelettorale. Il sindaco Galimberti, a capo di una giunta di centrosinistra, nonostante i segnali che arrivavano dalla città, dalle strade, dalle piazze, dai bar, dai vigili urbani in giro per il territorio, non si è reso conto di cosa si stava preparando. Poi la ben più grave sottovalutazione da parte di prefettura, questura, comando dei carabinieri. 24 autobus colmi di guerriglieri, armati di mazze, molotov, biglie d'acciaio, forse armi da fuoco. L'autista di un bus ha avvisato la polizia. Nessuna reazione. Hanno mandato allo sbaraglio 300-400 agenti di polizia e carabinieri, giovani e terrorizzati, vistosamente insufficienti per affrontare il violento nemico, tra i 1.000 e i 2.000, secondo le stime ufficiali, intorno a 4.000, secondo chi ha contato gli autobus e quanta gente contenevano. Queste cose, la messa a ferro e fuoco di Cremona, si prevengono, non si subiscono, scrive Domenico Cacopardo, si impediscono, non si tollerano. Onore a chi lotta, più bastoni, meno tastiere, la parola d'ordine che lancia sul web il gruppo napoletano 99 Posse. Guardateveli su Facebook questi bei soggetti, in vista del concerto fissato per il 29. Giustamente, conclude Cacopardo, il sindaco Galimberti ha detto no al concerto. In città è in corso la raccolta di firme per la chiusura del Dordoni di Casa Pound e l'annullamento del concerto, ma ieri prefetto e questore hanno rinunciato a invocare la tutela dell'ordine pubblico e hanno accordato il permesso a questo ritorno di fiamma della violenza organizzata. Quanta forza pubblica occorrerà mobilitare? Perché la pacifica cittadinanza di Cremona deve essere sottoposta a questa nuova inutile prova? Per allargare il fronte del rifiuto di questo Stato e dei suoi irresponsabili esponenti? Scrive Domenico Cacopardo, pagina 14 di Italia Oggi. Il Foglio invece apre la sua prima pagina col nuovo direttore Claudio Cerasa, che firmerà il giornale da giovedì 29 gennaio. Apre la sua prima pagina col commento del direttore uscente Giuliano Ferrara sul fatto del Presidente della Repubblica. Ora si decide quello che è già deciso. 1 anno e mezzo fa Roma era sotto l'assedio della chiassosa folla dei vaffanculisti, il sistema in uno stallo esiziale. Dopo il patto del Nazareno tutto è cambiato. Torna benedetta la spregiudicatezza, gioisce Ferrara sul patto Renzi-Berlusconi. Il patto c'è, i voti pure, il nome del presidente quasi. Incontri, messaggi incrociati, arriva Berlusconi, Renzi non forzerà. Per quanto concerne invece la Francia, in prima pagina sul Foglio, la Francia risponde alla guerra santa islamica con la scuoletta politicamente corretta e secolarista. Il premier Valls ha detto che la laicità deve imporsi ovunque. Il 9 dicembre in tutto il paese si celebrerà Nostra Signora della Laicità per fabbricare l'uguaglianza, scrive il Foglio, riassumendo così gli intenti del governo francese. Ma è da segnalare, giustamente, la pagina 1 dell'inserto del Foglio di oggi, dove si celebra la vittoria dei combattenti curdi contro lo Stato islamico a Kobane. Il califo al-Baghdadi si ferma a Kobane. Lo Stato islamico ha bruciato capi, combattenti e mezzi contro i curdi e il Pentagono. Un errore strategico finito in una debacle. Dopo 5 mesi di combattimenti intensi, 2 giorni fa, le poche forze kurde assediate dentro Kobane hanno dichiarato vittoria contro l'offensiva dello Stato islamico, che minacciava di prendere anche quell'ultima ridotta dopo aver già preso i 300 villaggi intorno. I difensori curdi sono stati aiutati dal Pentagono, che ha fatto del minuscolo cantone al confine con la Turchia il bersaglio principale della campagna aerea cominciata a fine settembre. I jet americani hanno colpito quasi 600 volte sul fronte di Kobane. A ottobre il governo di Washington aveva dichiarato di non essere interessato a salvare la città. Poi ha cambiato idea, perché ha cominciato a vedere la situazione come occasione per infliggere danni pesanti allo Stato islamico. In sintesi, scrive sul Foglio Daniele Raineri, 5 mesi fa il gruppo del califo al-Baghdadi si è infilato in un gigantesco tritacarne, credendo che al fondo ci fosse un obiettivo più facile, e ancora non si capisce bene perché l'ha fatto. Kobane non serve in questa guerra, non è così strategica, è solo un'interruzione geografica lungo un confine già in mano agli islamisti per decine di chilometri prima e dopo. Forse era solo un simbolo, l'ultima piccola cittadina nemica, posata però su una piana brulla
e scoperta, che sembra fatta apposta per invitare i bombardamenti americani sui carri armati, i veicoli e i dormitori dello Stato islamico. Dentro il gruppo islamista si era creata nel 2013 una nuova leva di comandanti militari e combattenti che a Kobane è stata quasi spazzata via del tutto. Si stima che abbia perso più di 1.000 uomini su 20.000 lo Stato islamico. Il gruppo islamista ha speso contro i curdi molti dei suoi volontari europei e caucasici. Gli arabi li tiene a combattere in Iraq, compreso il battaglione Al-Aqsa, Gerusalemme, comandato a distanza da Omar il Ceceno, uno dei leader più conosciuti. Ha bruciato anche buona parte dei mezzi corazzati che aveva catturato in Iraq. Una fonte di Jabhat al-Nusra, il gruppo rivale e cugino dello Stato islamico, davanti a tanta disfatta commenta che deve trattarsi del risultato di un complotto. Volevano sbarazzarsi dei jihadisti nel mondo, hanno creato un gruppo super estremista e li hanno attirati in una trappola. Con gli stessi uomini avrebbero potuto prendere altre città. Così il Foglio introduce la pagina dedicata alla vittoria dei curdi a Kobane, mentre il quotidiano dei vescovi, Avvenire, apre la sua prima pagina con l'economia, anzi andare oltre il prodotto interno lordo. Dopo il sisma greco, nuova attualità per altri criteri per valutare il benessere, cioè superiamo il vecchio PIL, il prodotto interno lordo, e calcoliamo lo sviluppo dell'economia di un paese con altri indicatori che non siano appunto il prodotto interno lordo, gli aridi numeri. Scrive Avvenire in prima pagina con una mega intervista poi all'ex numero 1 dell'Istat e ministro del lavoro del governo Monti, Giovannini. Lasciamo però anche Avvenire per dare un'occhiata anche al secolo XIX di Genova. Qui c'è da segnalare in primo piano sulla cronaca cittadina la questione del nuovo ISEE, indicatore di situazione economica equivalente che serve per avere anche diverse prestazioni dello Stato sociale, dagli servizi sociali agli asili nido, alle borse studio, le mense scolastiche e via dicendo. È l'indicatore appunto che serve per misurare la condizione economica delle famiglie. È stato innovato recentemente. I cittadini vanno al CAF, Centro Assistenza Fiscale, e si sentono rispondere ripassate. Molti centri di assistenza costretti a chiudere le porte agli assistiti perché mancano i nuovi moduli per l'ISEE. Le banche sono in ritardo e non sono pronte a certificare la giacenza media sul conto corrente dei clienti, che è una delle voci del nuovo indicatore della situazione economica delle famiglie. Impossibile ottenere un abbonamento agevolato ai mezzi pubblici senza il documento, ma il documento non può essere rilasciato perché mancano i moduli. Le grandi riforme. Mentre dal Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, segnaliamo l'articolo di Roberto Turno a pagina 6 sui rimborsi elettorali ai partiti, tagliati 360 milioni, dice la Corte dei Conti, facendo il rendiconto sulle elezioni politiche del 2013, finanziamenti pubblici a 54 milioni, per le elezioni del 2008 furono 418, cioè i soldi ai partiti sono sempre di meno. Sul risultato pesa la rinuncia da parte del Movimento 5 Stelle a circa 20 milioni. Le spese per le campagne elettorali si sono ridotte da 110 a 45 milioni. Aspettando il 2017, quando resteranno a secco perdendo del tutto i rimborsi elettorali, ma potendo contare solo sui finanziamenti dei privati e sul 2 per 1000 delle dichiarazioni dei redditi degli italiani, i partiti subiscono un pesante taglio dei fondi pubblici loro assegnati per le elezioni politiche del 2013. In pratica perderanno fino al 2016 ben l'87% dei profumati rimborsi incassati nel 2008 con le elezioni politiche di quell'anno. I partiti percepiranno 54 milioni dalle elezioni politiche del 2013 contro i 418 del 2008. Risultato che poteva essere diverso se i grillini del Movimento 5 Stelle non avessero rinunciato a rimborsi che più o meno sarebbero stati intorno ai 20 milioni. Conti in perdita dunque, anche se le spese per le campagne elettorali sono calate da 110 a 45 milioni. Con un altro jolly, peraltro, che nel 2013 ha permesso ai partiti di ammortizzare il colpo. Le entrate per le altre fonti di finanziamento delle spese elettorali nel 2013 hanno toccato quota 46,7 milioni, comunque più delle spese sostenute. Arriva dalla Corte dei Conti
il rendiconto spese elettorali per le politiche 2013, con dati che fanno capire perché i partiti siano in piena spending review, con tanto di licenziamenti in corso o di dimagrimento dei dipendenti. Sono state un esercito, 87, le formazioni politiche, con tanto di liste civetta incluse, ad aver partecipato alla campagna elettorale 2013, ma ad aver percepito i rimborsi soltanto 15 formazioni politiche. Il Partito Democratico incasserà 23,6 milioni, con spese per 10 milioni e finanziamento ulteriore di 10,7. L'allora PDL, oggi Forza Italia, incasserà 18,84 milioni entro fine 2016, ma è leader per spese e per finanziamento, entrambi 12 milioni. Praticamente alla pari per rimborsi Scelta Civica e Lega Nord, con 3,3 milioni di euro, anche se il partito dell'ex premier Monti ha fatto segnare un finanziamento più elevato, 3 milioni 370 mila, e spese più alte, 3 milioni e 100. Tra i partiti che percepiranno rimborsi, ecco poi SEL, 2 milioni, Fratelli d'Italia, 843 mila euro, UDC, 729 mila. Proprio il capitolo finanziamento extra rimborsi ai partiti riserva aspetti peculiari dell'andamento finanziario dell'ultima campagna elettorale. Rispetto ai 46,7 milioni complessivi, quelli raccolti dai partiti fuori dal finanziamento pubblico, la parte preponderante, 31 milioni, sono arrivati dai fondi dei partiti e altri 6 milioni da contributi da partiti. Quasi 2,2 milioni figurano come contributi da persone giuridiche, 7,2 da persone fisiche, 2,1 per il PD, 1,6 per il PDL. Spese col contagocce ha denunciato il Movimento 5 Stelle. In tutto hanno speso 469 mila euro per la campagna elettorale 2013 le politiche, con un finanziamento totale su piazza di 803 mila euro, coperto da persone fisiche. E nonostante il boom alle urne, non hanno preso un centesimo come rimborso elettorale quelli dei 5 Stelle, scrive il Sole 24 Ore, dal quale ci congediamo, così come dalla rassegna stampa, con un'ultima indicazione di lettura, l'analisi di Alberto Negri sullo scenario jihadista, 20 anni di errori di valutazione, ed ecco il risultato alla pagina 17 del 24 Ore. Rivendicato dal califfato di Derna, l'attacco a Tripoli, quasi alle porte di casa nostra, non è una sorpresa nel caos libico. È un'antologia che raccoglie 20 anni di errori di valutazione dell'Occidente, seguiti da altri non meno clamorosi dei precedenti, scrive Negri. Segue il suo pezzo sul Sole 24 Ore a pagina 17 e con ciò buona mattina a tutti. Poi vi ricordo che nella seconda parte di Onda Libera, la prima parte torneremo sul caso Erba, ma nella seconda parte di Onda Libera abbiamo anche la possibilità di capirci qualcosa intorno a questa vicenda del DNA con il genettista Marzio Capra, ex vice capo dei RIS dei Carabinieri. Opel Mokka,